Buongiorno, buongiorno. Voi direte Mirella non molla, continua, è certo che Mirella continua a far vedere questa meravigliosa orchestra che non abbiamo più, non ha trovato lo spazio adatto, ma soprattutto perché la storia non va dimenticata, non deve ripetersi questa storia di lasciare a casa tutti questi ragazzi dopo anni e anni e anni, più di 1500 ragazzi, voi lo sapete, lo dico sempre, sono passati per questa orchestra, cercando anche loro di trovare veramente la strada giusta, ragazzi per bene, ragazzi bravi, ragazzi che si impegnavano a scuola, nella musica, avevano trovato questo hobby meraviglioso, gli strumenti, adorano gli strumenti. Però se non fai parte del cerchio magico non vai da nessuna parte, questo il sistema prevede quello, o sei dentro o sei fuori, non c'è una via di mezzo. Io questa mattina voglio invece parlarne con un ospite veramente prestigioso che ringrazio di essere qui, che è il dottor Andrea Eri, direttore generale del Teatro La Fenice. Buongiorno. Grazie veramente dottor Eri di essere qui. Buongiorno. Perché voglio un suo commento su questo. Saluto anche Serafino Pittingaro, presidente Associazione Famiglie 2000, perciò parleremo anche di famiglie, cosa sta succedendo, come vede il 2026, come si è chiuso, che bilancio ha fatto questa Associazione Famiglie 2000 del 2025 e soprattutto perché non riusciamo a far vedere gli esempi positivi come questi, ma solo esempi negativi di ragazzi che si comportano male, che non hanno voglia di fare niente, spacciatori, eccetera, eccetera, eccetera. Io invece penso a queste famiglie, a questi genitori di questi ragazzi, perciò bravi genitori, ok, con bravi esempi, che si sono visti chiudere tutto. Loro hanno tentato anche di autofinanziarsi, hanno investito su questi ragazzi, eppure non c'è stato scampo. Ma ne parlerò col nuovo presidente della regione perché questa cosa non mi va giù, non mi va giù, non mi va giù. Non riesco, soprattutto dopo la morte di Tullio Giacomini, questo presidente, come ripeto, si era autofinanziato, aveva trovato gli sponsor, aveva cercato di tirare avanti, ma trovava sempre le porte chiuse. Ma quello che mi faceva più rabbia quando parlavo con gli amministratori, dicevano di non conoscerlo, quando invece lui mi diceva è come mi conoscono. Allora, dottor Eri, grazie, saluto anche il presidente Pittingaro. Ecco, mi scusi se ho fatto questa parentesi, ma era doveroso anche per ricordare questo grande amico che è Tullio Giacomini, che non c'è più. Cosa dice? Allora, dico che tutte le occasioni per sviluppare la musica sono preziose, perché la musica è un grande dono, è un grande aiuto per tutti noi, soprattutto nei momenti difficili della nostra vita, ma soprattutto la musica dobbiamo ricordarci che è inclusiva. Attualmente, quando noi ci occupiamo di formazione, infatti, dobbiamo sempre creare 1000 esami, 1000 compiti diversi, 1000 modalità di apprendimento diverse. Vuoi perché ci sono bisogni educativi speciali, vuoi perché ci sono problemi come per esempio disturbi specifici dell'apprendimento. Con la musica invece arriva a tutti senza doverla ricalibrare per nessuno, è una cosa davvero strana. E soprattutto la potenza della musica per i ragazzi. Noi vediamo i messaggi che loro mandano, loro amano la musica, lasciamo perdere quale musica amano, ognuno sceglie la propria musica, però loro dicono chiaramente, basta vedere i concerti, sono strapieni di giovani, li troviamo là i giovani, specialmente giovani anche con usi e stili diversi, diciamo, ma si mettono assieme quando c'è qualcosa che li intriga e i concerti li intrigano. Ecco, come fare per sviluppare, direttore, ancora di più questa passione? Perché io sono convinta che si investa poco. Lei è uno di pochi che sta cercando invece di fare musica, cultura anche con le famiglie. Io mi ricordo quando siamo venuti alla Fenice, qui diversamente agili, la passione con la quale lei spiegava, interloquiva con questi ragazzi, chiamava colleghi. Ecco, e questa ragazza si sentiva veramente, finalmente, non trasparente o invisibile, ma viva. Ecco, cos'è la musica e la cultura? Quanto si dovrebbe investire anche nella famiglia, far partecipare i genitori? Prego. Allora, la musica viene considerata purtroppo molto spesso una, come dire, la musica e la cultura vengono considerate spesso come delle attività
quasi superflue, quasi di tipo superiore, quasi rivolte ad elite. Io invece dico sempre che la musica è come l'aria che respiriamo e la cultura è come l'aria che respiriamo, quindi se questa ha la dignità di essere finanziata da parte del pubblico, vuol dire che dobbiamo rivolgerci a tutti i cittadini, non solo a delle nicchie, no? Noi quello che facciamo è essere maggiormente inclusivi possibile, chiaramente, non è che puoi fare tutto per tutti, però la responsabilità delle istituzioni culturali è appunto quella di rivolgersi in linea ideale a tutti. Quello che noi facciamo è sicuramente rivolto a un pubblico scolastico, quindi noi abbiamo 20.000 studenti all'anno, quindi considerate che siamo in un teatro non facilissimo, perché mentre in terraferma arrivano con il pullman fuori, scaricano 50 persone e poi li vengono a prendere, da noi una volta arrivati a Santa Lucia devono scarpinare oltre mezz'ora con qualsiasi tempo, con qualsiasi modalità. Per arrivare. Quindi anche gli insegnanti fanno una grande fatica, eppure abbiamo un grande successo. Pensa che il primo giorno in cui apriamo le iscrizioni le chiudiamo per tutto l'anno, perché la domanda è davvero molto alta. Noi investiamo molto sugli insegnanti, ma a partire da 3 anni fa abbiamo iniziato a lavorare anche con le famiglie ed aprire alle famiglie, cioè abbiamo una stagione che chiamiamo educational, in cui rivolgiamo dei laboratori oppure delle opere costruite apposta per l'infanzia, in cui ci rivolgiamo al sabato e alla domenica, quando i genitori sono più liberi, alle famiglie. Questo perché ci siamo accorti che purtroppo i figli e i genitori viaggiano, per così dire, per binari paralleli, secondo quelli che sono vite parallele, no? E i genitori così impegnati in attività, tornei di padel, cose che continuano a dimostrare che sono giovani e che sono in gamba, e i figli invece molto spesso persi e lasciati andare in tutte quelle che sono le serie TV e le attività social e che rappresentano una vita parallela. E quindi per mettere insieme più generazioni all'interno di un'attività abbiamo aperto e abbiamo realizzato dei laboratori appunto per le famiglie che hanno un grande successo. Però Mirella, devo osservarti una cosa: mentre le scuole sono molto collaborative dal punto di vista della comunicazione, loro accettano di essere ripresi, di mettersi in gioco, le famiglie non danno mai l'autorizzazione ad essere riprese, e per cui non sono in grado di potervi far vedere nessun filmato che riguarda le famiglie. Per fortuna che dicono il profondo sud, qui invece dimostriamo che è il profondo nord, e non c'è niente da fare, lo dico sempre anch'io. Io la ringrazio, e lei mi ha preceduto in questa domanda, perché io mi ricordavo quello che lei ha detto quel giorno che siamo venuti, proprio si è rivolto ai ragazzi, ai genitori che c'erano, agli educatori. Purtroppo i genitori non vengono perché hanno paura di essere ripresi, non vogliono essere ripresi mentre giocano con i loro figli, che sarebbe una cosa bellissima normalissima, da vedere, no? Perché questi ragazzi creano assieme i genitori, perché è proprio una creatività. Siamo presi così, perciò io penso che questa mattina il dottor Andrea Eri, il direttore generale della Felice, abbia parlato molto chiaro. Quei genitori questa mattina sono a casa, perché magari non sono al lavoro, e specialmente adesso sentiremo cosa ne pensa Serafino Pitingaro, presidente Associazione Famiglie 2000. Però prima devo dare la parola al nostro Rinaldo. Mi fa piacere, Rinaldo, che sei tornato. Guarda, volevo proprio salutarti questa mattina perché so che stai facendo della riabilitazione. Ciao caro Rinaldo, però permettimi di salutare la Sabrina. Sabrina, mi raccomando, metticela tutta, devi farcela uscire da questo veramente percorso terribile che stai facendo, e soprattutto saluto anche la nostra Nadia. Nadia mi ha mandato un messaggio bellissimo, che per privacy non dico, ma veramente siamo tutti con te Nadia, e continua così che vedrai che ce la farai. Allora ecco Rinaldo. Ciao Mirella, e grazie del tuo pensiero, lo sapevo. Ti ringrazio che ti preoccupi per la mia salute. Stavo un po' meglio, un pochetto a volta, me ne venivo fuori. E dopo voglio dire musica classica. Parliamo della Fenice e di Venezia. Non siamo Dio a parlare
dell'ultima arrivata. È felice. Dopo i tempi di cambiare, Mirella, vabbè, mi ricordo quando ero bambino, le persone anziane che non avevano neanche la cultura di capirla, mi sapeva il Nabucco, la Ida, tutta a memoria. Adesso mi fa fatica con i libretti, qui si sbaglia a dire qualche opera, ma vedere chi che lo sapeva, il libretto lo sapeva a memoria. Voglio dire, di un'altra era, no? Resta sempre, secondo il mio punto di vista, la musica classica più importante. Però bisogna che danno una spinta in più ai giovani, ma non adesso figli grandi. Nelle scuole, una volta a scuola imparavamo, adesso è diverso, i figli da troppe robe, dal telefonino a tutto, e si allontana dalla musica classica, perché è più non noiosa, più difficile da capire. Bisogna che vedere tanti invece che sono innamoratissimi, però se cambiare i tempi, una volta non vedeva altro, vedeva solo che la musica classica, che ora imperava dappertutto. E i figli giovani, per la musica classica, è una roba da capire, è che entra nel cuore e a te resta anche nel cuore. Grazie caro Rinaldo, fammi andare avanti perché come vedi ho tanti ospiti, ma soprattutto degli ospiti importantissimi che dovranno veramente cercare anche di fare una squadra con questi genitori, che là è il nocciolo della questione, i genitori, la famiglia. Grazie caro Rinaldo, sono proprio felice di averti sentito, rimettiti in pista, dai che ce la farai perché sei anche tu un guerriero. Allora Presidente, questi genitori, andiamo la colpa a sti figli, ma dopo alla fine ha sentito cosa ha detto il dottor Harry. No, io credo che la responsabilità sia dei genitori. E noi ormai, e mi ritrovo molto nelle parole del direttore della Fenice, cioè noi diciamo in questi ultimi anni come associazione abbiamo riflettuto molto su questi aspetti e abbiamo compreso anche con l'aiuto di alcuni esperti che c'è un problema di adultità, cioè il problema sono gli adulti che probabilmente non sono mai diventati veramente adulti e che forse magari oggi sperimentano magari situazioni di infantilismo, come dire, o di adolescenza che probabilmente non hanno vissuto nel loro passato. Ecco. E quindi si ritrovano in qualche modo a fare i genitori e magari a non esserlo in maniera matura, ma perché vivono magari sprazzi, diciamo, di infanzia e di adolescenza che magari non hanno vissuto prima. E questo si riflette, diciamo, sull'educazione dei figli. Come si riflette? Si riflette con un atteggiamento iperprotettivo. I genitori oggi, e questo noi lo vediamo, insomma, sono troppo protettivi. Talmente protettivi, talmente controllori, talmente, diciamo, geolocalizzatori in qualche modo, che lasciano poco spazio anche ai figli di potersi esprimere, di poter in qualche modo essere liberi a vivere le proprie esperienze, eccetera. E poi quando questi ragazzi si ritrovano in alcune situazioni non sanno come gestirle. Antonio da Padova, ciao caro Antonio, bentornato. Buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Buongiorno. Io vorrei rifare a Graz dove è successo quella strage dei ragazzi. Mamma mia. E perché dico questo? Perché sembra quasi che sono i ragazzi che sono scalmanati. No, i ragazzi non sono scalmanati, i ragazzi sono ragazzi. Ma sono morti in una trappola fatta da adulti. Cioè, tu non puoi criticare i ragazzi. Perché se tu, adulto, crei una trappola per i ragazzi, che i ragazzi sono ragazzi, logicamente, perché i ragazzi sono lì per divertirsi, ma siccome che sono interessi economici e tu qualsiasi baracca puoi fare discoteca su qualsiasi baracca senza sicurezza, senza niente, ma la colpa di chi è dei ragazzi? Ma è una cosa allucinante che noi diamo la colpa ai ragazzi perché muoiono in discoteca quanto la discoteca è gestita da adulti. È questo che mi fa rabbia. Si parla tanto dei ragazzi ma non degli adulti che hanno combinato questa trappola. Mi dispiace dirlo ancora una volta, abbiamo dei giornalisti che sono proprio dei allocchi.
Buongiorno e grazie. Grazie a te caro Antonio. Allora andiamo a vedere Il piccolo orso, perché merita veramente, ma soprattutto per far capire quello che sta facendo questo direttore generale per cercare di migliorare la qualità della vita dei ragazzi. Ma come si fa? Coinvolgendo le famiglie, i genitori, questa è la verità, ma devono partecipare però. Andiamo a vedere. Allora, spieghiamo cosa abbiamo visto, dottor Eri. Allora, abbiamo visto una sessione di formazione rivolta agli insegnanti, perché in Prima Mondiale presenteremo il giorno 29 del mese di gennaio, in occasione delle Olimpiadi, una nuova opera fatta per i bambini e si chiama Piccolo orso e la montagna di ghiaccio. Il tutto nasce come una folgorazione che ha vissuto il sottoscritto il 2 gennaio dell'anno scorso al Rifugio Lagazzuoi, in cui l'Università Ca' Foscari mi aveva invitato ad un evento proprio nel rifugio, in cui si parlava attraverso il centro del CNR Scienze Polari, l'Istituto di Scienze Polari dell'Università Ca' Foscari CNR, aveva organizzato una dimostrazione di quello che stanno facendo loro per preservare nel futuro il ricordo dei ghiacciai della Marmolada, perché se andiamo avanti con questi cambiamenti climatici, con lo scioglimento di ghiacciai, dicevano che entro il 2100 la Marmolada come ghiacciaio non esiste più. Quindi loro fanno dei carotaggi, perché chiaramente ogni ghiacciaio ha centinaia di migliaia di anni di storia che sono sedimentate attraverso i materiali che lo compongono. Questa cosa mi ha talmente colpito che assieme ad Aslico di Como abbiamo cercato di individuare un compositore, un librettista, perché insegnasse e sensibilizzasse soprattutto i bambini, ma anche le famiglie, relativamente al tema dello scioglimento di ghiacciai. Quindi chiaramente, come in tutte le opere, vanno personalizzate. No? I fenomeni non devono essere astratti, ma devono essere impersonati, e abbiamo individuato appunto il piccolo orso come la persona, come il soggetto meglio, più che la persona, che potesse raffigurare questo. Il tutto però è stato costruito in maniera estremamente interattiva, no? Cioè il ragazzino e la ragazzina partecipano non solo come spettatori, ma come produttori dello spettacolo. Perciò diventano protagonisti. E diventano protagonisti, quindi c'è un kit didattico con cui c'è il testo e c'è la partitura, quindi la musica. Facciamo vedere anche, ce l'ha, guardate, vedete. Quindi che loro, sta vedete, spiegando... hanno dei brani in cui loro intervengono, il direttore d'orchestra si gira verso di loro e attraverso una formazione che viene fatta agli insegnanti, poi alla fine a cascata loro la ripetono come protagonisti dello spettacolo. Bellissimo. Quindi avremo il coro dei piccoli orsi iniziali, piccolo orso non ti tuffare, il coro dei pinguini e poi e così via. Oltre a questo poi ci sono delle attività didattiche che vengono fatte, diventiamo eroi del clima e come possiamo fare per preservare le nostre montagne, tutto questo nell'intento che la musica, appunto, come dicevamo prima, sia un grande aiuto
è un grande strumento di riflessione per tutti noi, ma che sia anche un'occasione per far riflettere come la montagna sia una grande risorsa e non sia solo business. Allora pensi che nella seconda parte, io spero che si fermi un po' di più, direttore, perché ho Franco Secchieri che è geologo e glaciologo, perciò io volevo veramente questa mattina cercare di mettere assieme tutte queste realtà, queste persone molto competenti che sanno fatalità. Parleremo proprio di ghiacciai, parleremo della marmolada con Secchieri. Mi farebbe piacere se lei non deve andare via, rimane un po' con la Mirella questa mattina per sentire anche cosa Nella dice prima parte questo rimarrò. professore. Perfetto. Allora, sentiamo invece Gabriella, poi andiamo da Pitingaro. Prego Gabriella. Buongiorno Mirella, grazie Buongiorno. di tutto di quello che fa. Volevo riferirmi al professore prima che parlava dei giovani. I giovani, bisogna che anche loro, una volta che si è al mondo, bisogna avere anche le proprie responsabilità, dire sono al mondo e anch'io devo agire in una maniera giusta. Io a 13 anni ero all'estero, mio padre non mi ha mai detto vai a lavorare, rendi per tua famiglia, ma io stessa volevo dare un aiuto alla famiglia perché un po' di buonsenso bisogna averlo una volta che si è su sta terra. E loro invece non hanno nessuna responsabilità, devi aiutarli dappertutto. E invece, come diceva anche l'altro giorno Barbareschi, che lui ha un figlio di 40 anni, che ancora vado a mandargli i soldi. E lui era incazzato nero dicendo che a 40 anni bisogna darsi una mossa in un certo qual modo. Quello è il discorso che loro non hanno. Mi dispiace dirlo. Buona giornata e grazie ancora. Ciao cara Gabriella. Allora sentiamo come risponde il presidente Pitingaro a questa telefonata, ma soprattutto a quello che ha detto anche il dottor Eri. Allora, faccio un apprezzamento particolare per questa iniziativa, dottor Eri, perché la trovo sensazionale e bellissima e mi piacerebbe veramente poter coinvolgere le famiglie dell'associazione a partecipare e a questo esperimento poi del resto, no? In cui appunto le famiglie e i ragazzi si rendono protagonisti di una manifestazione. Ed è un po' quello che cerchiamo di fare anche noi, cioè diciamo, uno degli obiettivi dell'associazione è quello di riscoprire il protagonismo delle famiglie nella società. Spesso le famiglie non si rendono conto diciamo, di quello che rappresentano, dello stesso, diciamo, e fanno anche fatica a trasmettere questa cosa ai ragazzi. Invece noi cerchiamo, anche attraverso incontri con esperti, formazione eccetera, di far capire alle famiglie che ogni famiglia deve vivere il proprio protagonismo e lo deve fare anche, come dire, e questo è il proposito per quest'anno, valorizzando quella che è la lentezza, cioè la capacità di poter fare le cose e di assaporarle lentamente, cioè di uscire dagli schemi vorticosi, dai tempi veloci ai quali in qualche modo siamo costretti dal mainstream ad inseguire, ma provare a fare meno cose, perché spesso noi genitori abbiamo questo approccio che appena vediamo il figlio o la figlia, il ragazzo o ragazzo in difficoltà, è come se siamo lì con la nostra cassetta degli attrezzi pronti a dire cosa c'è che non va, dove posso intervenire, cioè trovare delle soluzioni. Invece i genitori non devono trovare delle soluzioni, non devono fare, devono esserci, cioè, devono stare, cioè l'atteggiamento dello stare, dell'esserci, è molto più prezioso, è molto più prezioso del fare. Dimmi cosa ti manca, dimmi che cosa hai bisogno, dimmi, come se quel bisogno venisse in qualche modo soddisfatto da un atteggiamento immediato come l'idraulico aggiusta il tubo del bagno. Ecco. E per fare questo anche noi adulti, anch'io, dobbiamo rallentare, dobbiamo, come dire, assaporare un po' la lentezza delle cose, la bellezza delle cose. Quindi al posto di essere veloci, di utilizzare la velocità, insomma così, provare in qualche modo a fare poche cose ma fatte bene e stare accanto ai ragazzi. Se un ragazzo dice ho un problema, gli dici cosa posso fare per risolvere il problema? No, non deve fare così. Il ragazzo, ah sì, ok, ti capisco.
E se il ragazzo ha bisogno di parlare, parla, e ha bisogno di sfogarsi, si sfoga. Questo è quello che noi stiamo cercando in qualche modo di portare avanti, cioè far capire ai genitori che è importante rinunciare a qualcosa per stare, per esserci. Allora, è vero, in parte sono d'accordo con lei, Presidente, nel senso, e se io non ho un genitore che vuole fare questo, che vuole intraprendere questo percorso, chi è che mi salva? Perché io sono una piantina piccola, ho bisogno di crescere bene. A chi mi rivolgo? Allora mi chiudo in me stesso e chiudendomi in me stesso mi trovo uno spazio tutto mio che nessuno può entrare. Questo stanno facendo alcuni ragazzi, non tutti. E la scuola non è preparata. La scuola ha paura, cioè vige la paura. Dottor Erri, ecco, cosa fare invece per cercare di far capire a questi ragazzi che se anche non c'è la famiglia, io ho citato spesso Dio, patria, famiglia, io ho aggiunto poi scuola, e se io non credo in Dio, se io non ho più patria, se io non ho famiglia, dove vado? Dottor Erri? Non restano quelle che i sociologi chiamano le istituzioni secondarie, però è anche vero che la scuola, pensate alla scuola che tipo di compiti vengono demandati che una volta venivano fatti all'interno delle altre istituzioni sociali che erano e sono ancora le istituzioni sociali primarie e che devono fare il loro compito, perché la famiglia dovrebbe fare la famiglia, non dovrebbe fare un luogo di aggregazione temporanea di individui, cioè ci deve essere un senso di comunità all'interno della famiglia. E sempre più però viene demandato questo tipo di attività a un'istituzione come quella della scuola, in cui però, ricordiamoci, ci sono 30 ore alla settimana. 30 ore alla settimana sono poco più di una giornata settimanale. Pensate. Tutto il resto lo fanno da altre parti. E se alla scuola viene demandato il compito di dover dare nozioni, perché dicono che non danno più le nozioni di un tempo, l'educazione, tutte le caratteristiche di tipo trasversale, è anche vero che molto spesso oggi, secondo me, alla scuola viene chiesto molto, ma alla scuola viene dato molto poco. Pensiamo ad esempio agli stipendi degli insegnanti, che sono degli stipendi praticamente di facchini o poco più, quando in realtà hanno delle responsabilità che sono fortissime. Pensiamo per esempio alla culpa in vigilando, in cui un insegnante, se non si accorge che durante la ricreazione succedono determinate cose, può essere addirittura incolpato per mancata vigilanza. Dall'altro lato però io sarei d'accordo con il Presidente, perché occorre un po' anche depotenziare questo tipo di paura che abbiamo che succeda chissà che cosa. Pensate che addirittura quando sono andato a fare un tour didattico nel nord dell'Europa, per carità in realtà molto diverse, ma in cui l'educazione è molto sviluppata, però è anche vero che rimangono 8 ore al giorno lì, dal lunedì al venerdì. Non sono 30 ore. Non occorre avere una burocrazia così terribile in cui le famiglie, i genitori entrano in maniera ansiosa, come diceva il Presidente, all'interno della scuola. Quando i ragazzi sono a scuola, comanda la scuola. Punto. Non comandano le famiglie, non sono le famiglie a dover dire cosa si fa a scuola, sono gli insegnanti. Se decidono gli insegnanti di fare una gita o di fare una passeggiata nel parco, non occorrono 10.000 autorizzazioni e 10.000 scarichi di responsabilità da una parte all'altra, è sufficiente che vadano e che facciano la loro gita e non succede niente, perché comunque non succede niente. Se succede qualcosa, anche una volta facevamo le gite, non c'era tutta questa burocrazia. È parte dell'esperienza di questa vita, voglio dire, se c'è una sbucciatura a un ginocchio non sarà poi così grave rispetto a tutte le attività, diciamo, che si fanno e le cose che possono succedere nella vita. E di certo, per quanto riguarda noi, insisteremo sempre più nel coinvolgere le nuove generazioni per dimostrare che comunque quello che sviluppiamo non è per elite di persone
diciamo ricche ed âgée, ma rappresenta un patrimonio di tutto il nostro paese, perché, cari signori, che voi lo vogliate oppure no, il melodramma è nato qui in Italia e ce lo invidiano in tutto il mondo. Non è una cosa che poi è diventato anche patrimonio immateriale dell'UNESCO a partire dalla fine del 2023 e per cui rappresenta un patrimonio mondiale e quindi significa avere una responsabilità ancora maggiore. Allora, Presidente, coinvolgere le famiglie, farle rallentare, perché questo è il grande problema, tu devi rallentare, perché io vedo che alla fine questi genitori, se vogliono, per fare le cose che a loro piacciono, il tempo lo trovano. Il problema è che confrontarsi con i ragazzi, con i loro figli è molto difficile, perché non l'hanno fatto. Hanno paura di questo confronto, hanno paura di quello che dirà il ragazzo, se lo dirà, perché si sono chiusi questi ragazzi, tanto non mi ascoltano, tanto decidono loro e io cosa faccio? Allora mi creo questa realtà. Mi viene in mente quando, non mi ricordo con che professore che avevo quella mattina in trasmissione, che ha detto, mi viene da ridere quando il genitore dice mio figlio è qui vicino a me in poltrona e col suo cellulare tutto a posto. Ma tu sai cosa sta facendo col cellulare quel ragazzo? No, perché non lo sai adoperare, non sai neanche adoperare. Tu non sai la pericolosità, anche se tuo figlio è a casa, che ti guarda magari e dice guarda che papà che io non so neanche cosa sto facendo, perché non sono in grado di gestire questi nuovi strumenti. Loro sì. Loro sono molto più avanti di quello che pensa il genitore, perché sono cresciuti così, sono cresciuti in fretta, hanno dovuto imparare in fretta, perché questi sono gli strumenti che gli abbiamo messo in mano a 4 anni. A 4 anni. Gioca, gioca, così mi tolgo il problema e il bambino è a posto. Ecco, questo gioco comincia a stancarmi, questo genitore che veramente forse fa fatica a fare il genitore, non vuole fare il genitore perché è molto impegnativo fare il genitore. Il bambino a 4 anni, come parla, inizia a dire perché? Perché? E dai questo perché? E perché? 2 perché li rispondo, basta con questo perché, senza capire che è la curiosità, è un bambino al quale si apre un mondo che non conosce. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mandarli veramente a scuola dal dottor Eri a partecipare, a creare con i loro ragazzi, a stimolarli. Io metterei una tassa al genitore che non partecipa, ecco, farei una tassa nuova. Ecco, questa sarebbe una tassa da fare. Genitore che non partecipa, che non riesce a capire l'educazione del figlio, ti tasso e voglio vedere. In Italia solo se metti le mani nelle tasche forse qualcuno riesce a capire. Prego, direttore. Sì, io sono d'accordo, cioè nel senso è quello che facciamo noi, cioè serve una scuola per i genitori, cioè serve formazione per i genitori. Qual è il problema? Che ci sono tante iniziative, ma questi genitori non vengono. Non partecipano. Non partecipano, perché? Perché c'è il paddle, perché c'è la palestra, perché c'è la piscina, la bicicletta. La bicicletta, ok? Quindi è proprio questo, cioè, e non si rendono... Quindi quello che è successo di fatto è che i genitori hanno abdicato al loro ruolo di educatori, perché c'è la scuola, perché c'è il catechismo, c'è la parrocchia, perché magari frequentano lo sport e quindi l'allenatore in qualche modo istruisce, educa, eccetera. Quindi c'è lo smartphone, ok? Quindi il genitore di fatto è un ruolo quasi svuotato da quello che era nella sua, come dire, nella sua figura iniziale. E questo è il problema di oggi con la P maiuscola. Dobbiamo fare in modo di raggiungere questi genitori, dobbiamo trovare il modo di raggiungere questi genitori e credo che quello della musica, dell'arte, dello spettacolo e del teatro può essere una modalità per far capire ai genitori che anziché fare, intervenire, trovare soluzioni, devono esserci, devono stare con i loro ragazzi, devono ritagliarsi degli spazi per stare con i propri figli. Allora forse capiranno che è quello ciò di cui i figli hanno bisogno. Allora andiamo a vedere anche questo promo di questo meraviglioso musical che abbiamo visto lunedì 5 gennaio
al Dina Orsi di Conegliano, è stato un successo enorme, hanno partecipato tante associazioni di volontariato, l'importanza di far capire anche i diversamente agili che possono ammirare questa meraviglia che sono i nostri ragazzi che ballano, che cantano, che creano, e soprattutto cercare di portare avanti anche questi musical perché sono fondamentali per loro. Erano tutti in piedi e soprattutto voglio dirvelo, questi ragazzi diversamente agili forse avevano visto per la prima volta un qualcosa di diverso, non si sono mai mossi, con un'attenzione. Io lo sapevo perché avevo l'esperienza della Fenice, avevo l'esperienza del Canova, avevo l'esperienza dei musei quella domenica a Venezia che siamo andati. Loro sono molto attenti, intrigati, perciò sono questi, dobbiamo farli partecipare di più anche con questi bellissimi musical. Andiamo a vedere il promo. Allora, dottor Harry, io spero, ma spero tantissimo, e l'ho invitata anche per questo, per far capire l'importanza che dobbiamo dare a questi spettacoli, a questi ragazzi, a questi insegnanti, alla regista, veramente a suo marito. Lei ha fatto la regia, il marito ha composto le musiche, soprattutto la professionalità di questi ragazzi. Questi sono i ragazzi bravi, questi sono l'esempio dei genitori che accompagnano i loro figli, che li supportano su quella che è la loro passione. Prego, dottor Harry. Allora Mirella, tu tocchi un tema che diventerà sempre più importante in futuro, perché dobbiamo tenere sempre presente una cosa. Adesso la grande sfida dei prossimi anni sarà quella dell'intelligenza artificiale, che porterà cioè l'interazione uomo-uomo, da uomo a uomo, da una situazione quotidiana a una situazione di grande privilegio. Perché nella misura in cui noi dialogheremo e chiederemo sempre più ad un computer, cioè a un qualcosa di artificiale ma che è un umanoide, risposte che sono tipiche degli uomini, ad esempio, mano a mano che i sistemi si addestreranno e si svilupperanno, chiederemo all'intelligenza artificiale se dovremmo lasciare la nostra ragazza oppure se invece dovremmo rimanere insieme, che era quello che chiedevamo al genitore o chiedevamo agli amici. Oppure ci faremo la fidanzatina virtuale, come è già successo. Come è già successo e dopo crederemo e daremo sembianze umane a persone che umane non sono. Quindi avere occasioni in cui invece uomini parlano agli altri uomini sarà una situazione estremamente privilegiata, estremamente rara in futuro, e quindi sarà nostro compito quello di promuoverla. Allora, mi ha rubato le parole di bocca. Cioè, l'intelligenza artificiale è un altro mezzo a cui noi rischiamo di delegare il ruolo che invece noi dovremmo avere. Cioè, e da questo punto di vista diventa come dire, un sistema rischioso, ok? Non appartengo a quella schiera di persone che ritengono che l'intelligenza artificiale sia uno strumento dannoso. Dipende come la si usa,
Okay? E dipende in quali campi viene utilizzata, perché in alcuni campi è davvero una soluzione che risolve tanti problemi da questo punto di vista. Però se usata male, come nel caso appunto del genitore che chiede e che si avvale, diciamo, delle risposte anziché parlare e confrontarsi con le persone, questo diventa un altro, come dire, un altro strumento, un altro mezzo che viola quello che è il ruolo educativo dei genitori, e questo diventa molto rischioso, molto pericoloso. Noi, grazie a un accordo con l'Università Bicocca di Milano e altre istituzioni, stiamo portando avanti il progetto dei patti digitali e con le scuole, cioè stiamo cercando di in qualche modo aiutare gruppi di genitori spontanei a darsi delle regole in maniera, come dire, personalizzata, quindi non regole calate dall'alto, ma che i loro genitori stessi decidono sull'uso di dispositivi elettronici da parte di loro stessi e da parte dei ragazzi. Si chiamano patti digitali di comunità per questo motivo, cioè genitori, docenti e ragazzi si mettono d'accordo sulle regole per usare gli strumenti, e sta funzionando. Pubblicità. Sentiamo anche il direttore, il dottor Andreeri, cosa dice, come commenta le parole del presidente Pettingero: coinvolgere le famiglie. Lei ha provato cosa non facile, cosa non semplice, perché tra il dire e il fare con loro c'è di mezzo il mare. Ce ne sono di bravissime, non dobbiamo sparare nel mucchio, ci mancherebbe. Ci sono dei genitori, tipo i genitori di questi ragazzi che abbiamo visto, i ragazzi dell'orchestra, tantissimi genitori. Però noi dobbiamo andare a parare proprio su quelli che non capiscono, perché è inutile che andiamo a parare su quelli che hanno già capito cosa vuol dire fare il genitore e come farlo. Il problema è che questi ragazzi da soli non possono difendersi, perciò dobbiamo intervenire, Presidente. Dottor Henry, come fare per cercare di, anche assieme, allargando la squadra, cercando di coinvolgere più persone, con spettacoli bellissimi, con le parole del Papa? Poi vi leggerò la lettera che ha scritto Papa Francesco a questi ragazzi per questo musical, che sono le sue parole che sono state riportate nel musical. Prego. Allora, quello che noi dobbiamo fare è dare occasioni, esatto, perché alla fine se ci trinceriamo dietro le difficoltà oppure l'impossibilità, vuol dire precludere la possibilità che poi la situazione cambi. Quello che noi facciamo è quello che siano in realtà i ragazzini, i giovani, quelli che invitano i genitori, cioè con tutti i laboratori che noi realizziamo, tu hai un sacco di filmati per cui c'è solo l'imbarazzo della scelta, dal Barbiere Kids fino al Nessun Dorma Kids, viene dato poi un fogliettino di invito da parte del ragazzo ai propri genitori a vedere un'opera. Il progetto si chiama Un palco in famiglia e quindi viene data la possibilità che il ragazzo inviti i genitori o anche i nonni, per esempio, quindi già nella seconda generazione, che con un prezzo ridotto vengano a vedere una serie di spettacoli oppure di opere a prezzo concordato, in cui un palchetto viene riservato per l'intera famiglia, purché ci siano però 2 minori all'interno del palco. Bellissima questa. Cosa dice, Presidente? Bellissima, una cosa Vedi, io non veramente... invitavo il dottor Henry, lei non sapeva tutte queste cose? Guardi, l'incontro di questa mattina è quasi, come dire, rappresentativo, diciamo, di un anno che si apre sotto i migliori auspici. Quindi questo incontro col direttore mi riempie veramente di gioia e mi fa pensare che se nasce anche una collaborazione, questa a favore delle famiglie potrà essere veramente un anno speciale, soprattutto per raggiungere quelle famiglie che non riescono o che non capiscono o che non hanno il tempo di. Quindi creare occasioni
occasioni, creare spazi, e noi che ci siamo appunto inventati questa rassegna letteraria che si chiama Equilibri di famiglia, la cui seconda edizione si terrà a metà di marzo, è proprio questo, cioè creare un'occasione per raccontare la bellezza di essere famiglia. Allora vediamo il video, devo correre perché il tempo è tiranno, che ha portato il presidente Pittingaro, e poi commentiamo. Eccolo. Allora, spieghiamo allora, Presidente, ecco, l'importanza di questo video che avete visto, questo grazie, queste parole, prego. Sì, che merci in inglese vuol dire anche grazie, perciò ecco, sono due cose, due realtà diverse. Io le dico grazie anche per fare questo, prego. Sì, e noi abbiamo pensato di organizzare questo evento, che quest'anno si distribuirà in 3 giorni anziché in 2, proprio per creare dei momenti in cui alcuni autori che appunto si sono occupati, che si occupano diciamo di famiglia e che scrivono libri diciamo su temi che riguardano la famiglia, la genitorialità, la coniugalità, l'educazione, i giovani, la scuola, per in qualche modo avvicinare le famiglie alla letteratura per le famiglie. E quindi abbiamo visto che questa cosa in parte diciamo è nuova, ma l'esperimento ha funzionato, cioè abbiamo visto genitori che hanno partecipato, è venuta Maria Rita Parsi come ospite, quindi a presentare il suo libro, è venuta Silvia Poletti, è venuta Giuseppina Torre, che è una compositrice, musicista che probabilmente lei conoscerà, che è venuta, che è la pianista dalle scarpe rosse, cioè una signora che attraverso la musica, la sua composizione, cerca di raccontare quella che è stata la sua esperienza come vittima di, maltrattamento e di violenza sulle donne, dalla quale lei si è riscattata, e attraverso la musica racconta a tutte le donne e a tutti gli uomini soprattutto che si può e si deve come dire, avere rispetto per tutte le donne, per tutte le persone, comunicando appunto quelli che sono i criteri appunto dell'educazione e dell'accoglienza, dell'inclusione ma soprattutto appunto del rispetto dell'altro. Quindi anche in questo modo noi cerchiamo di trasmettere questi messaggi positivi e raccontare che è vero, mettere su famiglia, seguire i figli è faticoso, porta via del tempo, però alla fine ti regala delle emozioni ed è bello. Allora io adesso, quando ho presentato Merci e Eldina Orsi, ero molto emozionata nell'avere tra le mani la lettera di Papa Francesco. Questa lettera che fa capire qual è il futuro, il percorso che dobbiamo fare assieme. Guardate, ce l'ho qua, l'hanno vista anche i miei ospiti, perciò non dico una cosa diversa, è una lettera veramente che esiste. È stata data alla regista, Antonia Varagnolo, dell'associazione Arena Artis, che ha fatto questo spettacolo, perché lo spettacolo, il musical, è tutto sulle parole di Papa Francesco, sul libro che ha scritto assieme al dottor Tornielli, che voi avete visto, abbiamo avuto ospite qui la scorsa settimana. Dal Vaticano, 23 giugno 2022. Cari fratelli e sorelle, desidero ringraziarvi per avermi donato il CD Merci, che ha trasformato in musical il mio libro Il nome di Dio è Misericordia. Grazie per come continuate a portare a tanti altri ragazzi, a tanti altri giovani, il messaggio della misericordia di Dio verso tutti. So che il vostro lavoro non è sempre facile,
Non scoraggiatevi. Quando trovate delle porte chiuse, continuate a portare a tutti la bellezza del Vangelo e l'abbraccio compassionevole di Dio, che non dimentica nessuno e vuole essere vicino a tutti. Grazie per la vostra testimonianza di creatività missionaria. Il Signore vi ricompenserà. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Lo faccio per voi. Fraternalmente, Francesco. Allora capite, e lo dico anche a Pittingaro, l'importanza di quello che io sto cercando di portare avanti con questi ragazzi, perché non voglio che finisca come l'orchestra. Tutti belli, tutti bravi, alla fine si è sciolto tutto, perché il futuro è nelle mani di questi giovani. I nostri giovani saranno i futuri diversamente giovani, come li chiamo io, perché per tutti l'età passerà. Per tutti ci sarà un altro percorso e loro lo devono capire prima. Dobbiamo prevenire. Con cosa? Con la cultura, con l'arte, con la bellezza. Così salveremo i nostri ragazzi. Cosa dice dottor Harry? Dico appunto Mi ero emozionata, scusate, ma capite bene che lettera ho letto? Beh, una lettera molto forte perché parla di grandi valori e sicuramente attraverso la musica, attraverso la cultura, attraverso l'arte, come dico sempre, rappresentano come l'aria che respiriamo e non un bisogno di natura voluttuaria. Se ce ne fosse un po' di più e se magari ci fosse un sostegno maggiore nei confronti della cultura, sicuramente molti problemi potranno essere risolti perché rappresenta un grande aiuto per tutti noi. È anche una strada dal punto di vista professionale, perché ricordiamoci che il mondo della cultura è una grande fucina di lavoro. Un teatro come il Teatro La Fenice, nessuno ci pensa e nessuno lo crede, ma impiega 300 persone. Pensate. Dipendenti, perché ci sono calzolai, perché ci sono sarti, ci sono disegnatori, ci sono scenografi, ci sono pittori, ci sono macchinisti, ci sono elettricisti, ci sono amministrativi, ci sono tecnici, ci sono artisti come musicisti e come artisti del coro. E ci sono anche scioperi? E ci sono, lo so che io la domanda gliela devo fare, però perché tutti i giorni o quasi tutti i giorni, ecco, nei media, nei mass media viene fuori questo nuovo problema che è questa nuova direttrice Venezzi, che sembra non sia accolta come dovrebbe essere accolta, dice qualcuno, altri dice proprio no. Com'è la situazione, dottor Harry? Finalmente sentiremo dalla sua voce com'è. La situazione non è facile e non è facile neanche per me parlarne, certo. Perché nel momento in cui si sposta il confronto da un punto di vista tecnico, e ricordo che io sono un tecnico. Ecco, quindi io mi occupo di questioni tecniche, c'è comunque un problema di dissidio istituzionale legato al fatto che a fronte di una nomina, questa nomina non è stata accettata così di buon grado da parte soprattutto dell'orchestra. Ecco, avete capito qual è il punto, il nodo veramente è l'orchestra. Ecco, i maestri d'orchestra non hanno accettato i professori d'orchestra non hanno accettato questa nomina. Ecco, avete capito come funziona, adesso vedremo come andrà a finire. Allora andiamo a vedere anche un altro video che veramente ringrazio Semiramide, andiamo a vedere e poi commentiamo.
Bellissimo, avete visto, seduti a casa, è il caldo, cosa vi faccio vedere e sentire questa mattina, il concerto di Capodanno alla Fenice. Dottor Harry, ma quanta bellezza, ma quanto splendore, io penso che veramente questo teatro sia veramente un simbolo di Venezia, ma soprattutto la storia di questo che molti magari non conoscono neppure. Ecco, forse dobbiamo anche iniziare da conoscere la storia anche di questo teatro. Cosa dice? Perché quelli interessati la sanno, però sarebbe bello farla conoscere anche a quelli che non la conoscono per vari motivi, come dice lei. Se io non ho la fortuna di essere cresciuto in una famiglia che magari era appassionata, capiva l'importanza della cultura, di portare da piccoli questi bambini, come penso abbiano fatto i suoi genitori che ho conosciuto e che voglio ricordare, veramente famiglia fantastica, genitori fantastici che hanno insegnato fin da piccoli ai loro figli l'arte, la musica, la bellezza. Prego, i concerti a casa del dottor Harry. Allora, questo concerto che voi vedete in televisione, il primo dell'anno, è frutto di un grande lavoro, perché mia moglie, scherzando, dice sempre che in ogni concerto di Capodanno è tentata di chiamare a chi l'ha visto Federica Sciarelli, perché non ci sono praticamente mai. Quindi è totalizzante per tutti noi. E qui voglio ricordare le 300 persone che lavorano alla Cremente e che passano dal 27 di dicembre, mentre tutti sono in vacanza, magari in montagna, fino al 1° gennaio a lavorare alla Cremente per realizzare ben 4 spettacoli, perché quello che vediamo in televisione è il giorno di Capodanno e ne vediamo solo la seconda parte, perché c'è poi una prima parte di tipo sinfonico, ma ce ne sono altri 3. E quindi questo significa che realizzare ogni giorno uno spettacolo così imponente, così importante, richiede assolutamente tanto lavoro. Passando invece alla conoscenza del teatro, volevo dire in realtà che l'occasione è molto propizia per parlare di un nuovo servizio che abbiamo iniziato a realizzare 10 anni fa, che è quello delle visite guidate al teatro, cioè chi non ha la possibilità di poter assistere agli spettacoli ha la possibilità però di vivere l'atmosfera di un teatro. Quindi con un biglietto tutto sommato accessibile a tutti, è possibile dalle 9:30 del mattino fino alle 18 di ogni giorno, a patto che non ci sia spettacolo poi, di trovare un luogo accogliente e di avere un'audioguida che ti conduce in un percorso libero attraverso il nostro teatro. E pensa, Mirella, che un po' come quella che abbiamo fatto quella volta che sei venuta con il gruppo dei Diversamente Agili, no? Un po' una cosa del genere. Però intanto impara a familiarizzare all'interno di un luogo che viene considerato spesso a torto un luogo quasi inaccessibile come quello del teatro, ma è responsabilità nostra quello di aprirlo. E pensa, Mirella, che abbiamo chiuso il 2025 dopo 10 anni di questo tipo di servizio, che siamo diventati paradossalmente, non essendo un museo, ad essere il 3° museo di Venezia. Avete capito? Con 210.000 visitatori all'anno. Quindi oltre agli spettatori abbiamo 210.000 visitatori. 3° museo privato di Venezia. Al primo posto c'è il Palazzo Ducale, al secondo la Guggenheim e al terzo ci siamo noi, pur non essendo un museo. Allora io posso fare un complimento al dottor Harry, e non è per violinarlo, perché lui specialmente ha questa creatività. Ecco, io lo conosco, era piccolo, era bambino, che ci siamo conosciuti con i suoi genitori. Lui è sempre stato un creativo, uno che guarda oltre, uno che spazia, uno che crea. E lui ha creato una squadra che ha permesso a questo teatro, con le cose che ha detto, non solo un teatro d'élite, ma un teatro per tutti, un teatro che coinvolga i giovani. Lui ha capito l'importanza di portare il bambino da piccolo e farlo creare all'interno del teatro in base a quello che vede, cosa esprime.
E questa è la potenza di questo direttore generale, guardare oltre. E oltre cosa c'è? Ci sono i bambini, che sono il futuro, e dobbiamo iniziare da piccoli a fargli fare questi percorsi, ma non li fanno. Presidente Pittingaro, io ho ripreso i laboratori delle scuole, sono diventati magazzini. I laboratori sono magazzini, a parte qualche raro caso, perché non si creava più. Non c'era più la volontà di impegnarsi in questo, il dopo scuola. Cos'è il dopo scuola? Cos'è l'educazione civica? Dove faccio l'educazione civica? Il mondo del volontariato? Anche no, non mi intriga. Anni che facciamo lezioni a scuola e non abbiamo volontari giovani. Ci sarà un qualcosa. Eppure il dottor Eri ha spiegato, se tu gli intrighi loro arrivano. Però bisogna intrigarli con le cose che interessano, ma non lo facciamo. Eppure gli esempi li abbiamo. Allora, Presidente, dobbiamo riprendere in mano la situazione, perché questi bambini non possono mica difendersi da questi genitori, quelli non bravi da soli. Assolutamente. Qui torniamo al problema appunto delle risorse che la scuola ha a disposizione e che purtroppo sono sempre meno. Quindi la scuola ha sempre meno risorse, gli stipendi degli insegnanti sono diciamo inadeguati al loro ruolo. C'è un problema proprio di risorse. Qua bisogna veramente, diciamo, provare con un po' di creatività ad inventare, cioè quindi mettiamo da parte l'intelligenza artificiale e cominciamo a pensare con la nostra testa e con l'intelligenza naturale, che è quella che poi ci porta ad inventare delle cose, come ha fatto il direttore della Fenice, come cerchiamo di fare noi nel nostro piccolo, ad inventare dei modi per... Magari ascoltando di più questi ragazzi, cosa dice il Presidente? In ascolto. Invece di stare noi sulla cattedra, mettere loro e ascoltarli? Questo sicuramente. E io credo che la parola chiave è quella dell'inclusività. Leone da Trebasele, che vai Leone! Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Ciao. Grazie per averci fatto sentire questa musica meravigliosa questa mattina. Allora io penso che, come ha detto il direttore, che ci sia molta gente che lavora alacremente alla Fenice. È successo che gli hanno appioppato un direttore d'orchestra senza chiedere niente a nessuno, senza avere un po' di rispetto per tutto questo lavoro che fanno questa gente per questo teatro, per tenere un teatro così impeccabile, così meraviglioso, e hanno appioppato un direttore d'orchestra senza chiedere niente a nessuno. Io sono allibito, cioè il poco rispetto che c'è in questo paese per la gente che si lavora, che tutto il giorno si sacrifica e non hanno proprio nessuna voce in capitolo. Io sono d'accordo con l'orchestra, perché prima di dare un direttore d'orchestra tu devi informarti un po', devi capire se l'orchestra è d'accordo. Lavorano così tanto e essere trattato proprio come uno straccio è veramente incredibile. Non riesco a credere che in questo paese succedano ancora queste cose. Ciao Mirella, grazie. Ciao Leone. Guarda Leone, dopo sentiamo se il direttore vuole aggiungere qualcosa, ma l'ha già detto. Io invece ti rispondo. Succede come nel volontariato, Leone. Quando è entrata la politica ha distrutto il mondo del volontariato, perché è entrata la politica. Tu pensa che noi per fare volontariato paghiamo? Dobbiamo girare col commercialista, il notaio, ragioniere, cioè non so. Dopo tutto quello che abbiamo fatto anche durante la pandemia, perché eravamo noi, che voi lo sapete, ve lo dico tutte le mattine, che rischiavamo la vita per andare nelle famiglie a portare la borsa delle spese, le medicine, vedere come stavano. Io non vedevo i politici in giro, eravamo noi anche dai politici che andavamo. E poi ci hanno ripagato così.
Allora capisci bene che forse la politica deve fare veramente non un passo a lato, un passo indietro anche due, e dare la possibilità a chi ha studiato, alle competenze, alle professionalità di capire. Io non voglio prendere che se è giusto o è sbagliato di questa direttrice Venezzi, non lo so. Io dico che la politica in generale, quando sono temi dove devono essere di rigore la competenza e la professionalità, come nella scuola, la politica deve farsi da parte, non deve intrecciare. Avete sentito con la famiglia nel bosco cosa è successo, cosa abbiamo sentito? E poi vedremo veramente, hanno diviso l'Italia, cioè sono i favorevoli e i contrari. Cioè su un tema che è così delicato che non doveva neppure andare nei giornali, nei media, nei mass media, non doveva neppure andare, perché è delicatissimo il tema. Allora capite che veramente la politica deve riflettere prima di parlare, perché siccome sono pagati anche da noi, non è che vengano dal cielo i soldi che prendono, almeno che stiano attenti quando parlano e cosa dicono. Come ci lascia, Presidente? Allora, guardi che ha l'impegno di portare il musical a Treviso, lo dica anche al Vescovo, alla lettera di Papa Francesco. Allora, voglio vedere chi dice di no alle parole di Papa Francesco. Va bene, io mi prendo allora per quest'anno l'impegno ad aiutare Mirella a fare in modo di No, Mirella l'ha già fatto, adesso fatelo voi. Mirella l'ha già fatto. Questo musical. Sì. Io proverò a fissare un appuntamento con il Vescovo. Io faccio parte anche della Commissione diocesana per la pastorale sociale e del lavoro. Diciamo, io sono per la componente famiglia, poi c'è la componente, come dire, sindacale, datoriale, eccetera, eccetera. È una commissione diocesana che interloquisce con il vescovo, insomma, ecco. Quindi anche attraverso questa commissione cercherò di far capire l'importanza di creare occasioni culturali per far passare proprio il messaggio alle famiglie, per coinvolgere i giovani, per ascoltare i giovani, per apprezzare il loro lavoro, per renderli protagonisti. È quello di cui noi abbiamo bisogno oggi, rendere protagonisti i giovani e parlare, e non parlare noi dei giovani, far parlare i giovani di se stessi. La ringrazio perché è molto importante per loro, perché dobbiamo fare squadra tutti quanti, ognuno con le proprie competenze. Se ha bisogno di numeri eventualmente glieli darò, Presidente. Allora, Direttore Generale, Dottor Andrea Erri, come ci saluta, cosa vuole dire? Vi saluto dicendo viva la musica, venite a vedere i nostri spettacoli, partecipate a queste attività che sono rivolte alle famiglie, all'infanzia, ai nostri laboratori, perché sarà un grande aiuto per tutti noi. E allora io vi lascio con questo evento finale, Go 2025 Fenice, ringrazio i miei ospiti e guardiamo anche questo video.
Allora, cosa abbiamo visto, dottor Eri, perché deve spiegare questo video bellissimo? Allora, il video è frutto di un progetto che abbiamo realizzato insieme con il Comune di Venezia, che ha fatto da capofila dell'iniziativa, e insieme con il Comune di Gorizia e con le associazioni culturali e musicali della Slovenia, in cui in buona sostanza sono realizzati dei video in italiano e in sloveno, e poi imparata la partitura e poi la nostra orchestra è andata in questo territorio di confine, che è stato quello di Gorizia e Nuova Gorizia, in occasione del conferimento della capitale della cultura europea a Gorizia e Nuova Gorizia, appunto per il 2025, cantando l'inno europeo sia in italiano e sia in sloveno. Che bello, bellissimo. Grazie, grazie, pubblicità. Ringrazio veramente e saluto, e veramente ho piacere di avere il professor Franco Secchieri, geologo, glaciologo. Buongiorno professor Secchieri, le faccio una sorpresa professore, non l'ho fatta venire a caso. Allora, le presento il direttore generale del Teatro La Fenice, il dottor Andrea Erri, le presento anche il dottor Pittingaro, che è presidente Famiglie 2000, ma senta cosa ha fatto il direttore generale che la riguarda, professore. Prego, dottor Erri, cosa diciamo al professor Secchieri? Al professor Secchieri diciamo che il giorno 29 del mese di gennaio andremo in prima mondiale al nostro teatro Malibran con un'opera per bambini che si chiama Piccolo orso e la montagna di ghiaccio, quindi con un'opera appunto nuova, commissionata apposta per far riflettere tutti i bambini e tutte le bambine sul tema del cambiamento climatico e dello scioglimento dei ghiacciai. Professor Secchieri, come commenta? Ma la cosa è molto bella, incredibile, cioè se uno mi dicesse adesso che c'è questo tipo di opera che riguarda i ghiacciai, quasi, se lo dite voi non ci crederei quasi, perché è un argomento di grande importanza e sta adesso comunque affrontando i media, no? Ormai tutti ne parlano, tutti nei giornali, televisioni eccetera, però il problema dei ghiacciai è un problema che non riguarda solamente i ghiacciai di per sé stessi, ma riguarda il cambiamento climatico in atto e quindi tutto ciò che succede e che soprattutto succederà in futuro, perché sono degli indicatori veramente importanti dell'ambiente e di quello che sta succedendo. Io spero di poterci essere il 29 volentieri, è una cosa molto, molto bella e interessante e ringrazio chi il direttore per questa iniziativa che è, dal mio punto di vista, sicuramente travolgente e stravolgente. Allora le Quindi, faccio vedere anche il video, professor Secchieri, il piccolo orso. Sì. Prego professore, a lei il commento.
C'è poco da commentare, nel senso che complimenti per l'iniziativa e per la semplicità del linguaggio con il quale si è affrontato questo argomento, proprio rivolgendosi ai giovani, perché anche i giovani devono essere interpreti e conoscitori di questo problema che sta veramente cambiando il mondo, e il loro futuro è legato alle condizioni che ci saranno dal punto di vista climatico, oltre che meteorologico ovviamente. E si fa un gran parlare in questo periodo, appunto, dicevo prima, dei ghiacciai, la Marmolada, avete citato anche i ghiacciai della Marmolada, ed è l'emblema di quello che sta succedendo nella montagna. Però il problema non è solamente l'aspetto paesaggistico che cambia, ma è un problema che riguarda tutta, ad esempio, la pianura veneta, da dove comincia l'Adige fino al mare, fino alla bassa pianura polesana, perché l'acqua nasce da lì, attraverso i fiumi, come mi piace ricordare questo esempio, il sangue di una vena, no? Che porta la vita nel corpo, l'acqua porta la vita nella pianura, nelle nostre campagne. Se viene a mancare o comunque se l'acqua ha dei problemi, come li avrà, anche la nostra società, la campagna, i paesi, le città, Padova, Rovigo, quel che è, ne risentiranno, e dovranno essere prese delle iniziative proprio adeguate ad affrontare questa problematica futura. Quindi parlare di ghiacciai significa non solo parlare dello sci, perché adesso sembra che non ci sia altra, che la montagna sia solo sci e basta. E in realtà la montagna è tante cose messe insieme, e la pianura non è distante dalla montagna, perché è collegata e dipende da quello che accade in montagna. Quindi un'attenzione particolare anche da parte della politica. Purtroppo qua, sono note, se mi lascio un attimo poi le dico un esempio. È indispensabile assolutamente occuparci di queste problematiche. Dicevo prima, questo che è passato, il 2025, lei lo saprà, è stato l'anno internazionale dei ghiacciai, cioè le Nazioni Unite l'hanno proclamato anno internazionale dei ghiacciai. Ci sarà pure un motivo per cui i ghiacciai sono diventati interpreti di questa annata, e il motivo è quello che dicevo prima, cioè il cambiamento in atto, a prescindere dalle motivazioni nelle quali io non entro. Io mi limito ad osservare ciò che le sta succedendo per quanto riguarda le mie conoscenze. Il cambiamento climatico è in atto ed è innegabile. Si figuri che io ho tirato fuori un primo articolo che io ho pubblicato a prima pagina su un giornale, a tutta pagina, allarme per i ghiacciai, se vuole glielo mostro anche dopo, ed era di 33 anni fa. Allora però nessuno se ne occupava. Adesso tutti sembra che se ne occupino, ovviamente perché le condizioni stanno veramente diventando allarmanti da questo punto di vista. E guardi che non è il fatto che quest'inverno fa più caldo, più freddo degli inverni successivi, passati, quel che è, questi sono fatti molto limitati e sono legati al momento, cioè non sono del clima, ma sono eventi meteorologici, e quindi hanno una certa importanza in questo momento, ma nell'aspetto generale, diciamo, l'evoluzione è ben diversa. Grazie professore. Allora il dottor Eri ci deve lasciare, lo ringrazio, invece l'ho trattenuto in più perché volevo proprio che salutassi il professor Secchieri, che se lo merita per l'impegno che ci sta mettendo per questo cambiamento climatico. Allora come ci saluta e come vuole salutare il professor Secchieri? Prego. Allora io voglio salutare il professor Secchieri così, onorando il lavoro che ha fatto e che continua a fare, e dimostrando che
far riflettere, come giustamente diceva lui, sulla montagna significa non solo considerarla come un business, perché come giustamente diceva adesso pare che non si parli di altro, no? Ma vuol dire anche far riflettere sull'ecosistema, ma anche sulla storia che la montagna attraverso i ghiacciai è in grado di fare. Noi abbiamo fatto la nostra piccola parte creando un'opera in collaborazione appunto con l'Istituto di Scienze Polari del CNR, che ci ha fatto la consulenza scientifica per quest'opera qui, e quindi do appuntamento a tutti coloro che vorranno venire. Ci saranno 10 recite a partire dal 29 gennaio al Teatro Malibran di Venezia. A che ora? Al mattino. Al mattino, così Mirella non può partecipare con le scuole, però c'è anche la domenica. Però c'è anche, allora la domenica forse Mirella potrà partecipare magari assieme a Pitingaro, che sarà molto utile. Io la ringrazio, dottor Erri, grazie veramente di essere Mirella con noi, di aver fatto conoscere questa realtà che abbiamo 2 passi da casa, a volte non sappiamo dove andare, ci poniamo il problema, dove andiamo oggi? Ecco, in mezz'ora siete a Venezia, 40 minuti con il treno, fate una bella passeggiata, arrivate a questa meraviglia del Teatro La Fenice, che fanno chilometri e chilometri per venire a vedere quanta bellezza abbiamo, e noi stiamo a casa magari ad annoiarci. Grazie veramente, dottor Erri, di essere qui. Allora noi andiamo a vedere un altro video molto importante che ha portato, così salutiamo il professor Secchieri come merita, ma rimarrà con noi anche il dottor Pitingaro. Andiamo a vedere Auguri di buon anno Mariotti. Buongiorno a tutti i protagonisti di questo bellissimo concerto, da parte di Rosa, di Jonathan, di tutto il teatro, di tutti i suoi lavoratori, di questi magnifici musicisti alle mie spalle, il coro e l'orchestra. E da parte del sottoscritto, buon anno a tutti! Che sia veramente un buon anno a tutti, specialmente a voi, grande famiglia di Sveglia Veneti, veramente grazie per esserci. Allora, Pitingaro, come ha sentito cosa ha detto veramente il professor Secchieri? Qui bisogna veramente coinvolgere i ragazzi, le famiglie, la comunità. La comunità deve accelerare finché la politica, oltre a parlare, adesso tutti parlano, però agire è un'altra cosa. Mi sembra che agiscano poco. Cosa dice Presidente? Sentendo le parole del professor Secchieri, mi viene in mente appunto quello che noi facciamo, diciamo, da tanti anni, cioè quello di offrire alle famiglie delle esperienze residenziali in montagna. Perché in montagna e non al mare? Perché la montagna rappresenta un luogo, un clima in cui si riescono a sviluppare e a costruire relazioni tra le famiglie. Infatti le nostre esperienze residenziali, che chiamiamo vacanze diverse, sono appunto delle vacanze in cui le famiglie si ritrovano in una casa in autogestione e dove si organizzano delle lunghe passeggiate e quindi ci sono quei tempi giusti per poter, camminando, per poter parlare, dialogare, relazionarsi, conoscersi. Le famiglie non si conoscono quando arrivano lì, però poi alla fine della settimana, anche in questo clima di condivisione e di reciprocità, in montagna, che
la montagna sappiamo che favorisce questo tipo di, come dire, diciamo, di relazione, di legame, eccetera, e noi teniamo molto a queste esperienze e le facciamo sia d'inverno che d'estate e vediamo che riusciamo veramente a rendere le famiglie contente di questa esperienza. Allora, professor Secchieri, io ho qua questo opuscolo che mi ha lasciato il dottor Henry, che glielo faccio vedere, ma sicuramente lo riceverà, oppure quando andrà, se riuscirà veramente col tempo che ha, andare ad ammirare questa bellezza non solo del Teatro La Fenice, ma i componenti che saranno i bambini, i giovani, le famiglie. Spiega che cosa sono i ghiacciai e poi diventiamo eroi del clima. Io trovo due titoli bellissimi, ecco, far capire l'importanza di capire cos'è un ghiacciaio, diventare eroi del clima. Cosa ne pensa professor Secchieri, che ha fatto questo direttore generale assieme alla sua squadra meravigliosa della Fenice? Ma è sicuramente un'opera meritevole e della massima considerazione dal punto di vista culturale, scientifico, sociale, quindi ha molte caratteristiche per diventare un emblema di quello che adesso sta succedendo, perché quello che sta succedendo lo dobbiamo mettere in rapporto non solo col discorso ambientale, la modifica del paesaggio o altre cose, ma soprattutto con l'atteggiamento della società nei riguardi dell'ambiente, soprattutto montano. Guardi che queste problematiche stanno diventando sempre più importanti e devono essere risolte. La mancanza dell'acqua, mi dica lei, come si farà, se questo succederà, ma ho paura proprio di sì, a risolvere se non provvediamo per tempo a fare delle strutture, a organizzarci in maniera tale da poter vivere e sopravvivere a queste nuove condizioni che si vengono a creare. Ecco, questo è molto importante, e qua è chiaro che la politica ha un'importanza essenziale nel agire e nel finanziare, anche perché ci vogliono anche delle risorse ovviamente per poter lavorare. Non è che uno, per esempio, io non uso l'elicottero o l'aereo gratis, chiaramente sono costi solo per fare delle fotografie prospettiche, diciamo, dell'ambiente. Quindi coinvolgere anche la politica sia locale che nazionale, ma ad esempio a me interessa molto anche quello che la nuova giunta nella regione Veneto vorrà fare, spero, per quanto riguarda il discorso dell'alta montagna dei ghiacciai, e che cambi assolutamente diciamo il modo di approfondire, di affrontare questo problema in maniera diversa da quello che è stato fatto precedentemente. Il fatto che nel 2025, anno internazionale dei ghiacciai, la regione Veneto non abbia fatto una sola cosa, ad esempio, è una cosa molto importante e non certamente utile. Perciò la montagna impariamo a conoscere e soprattutto a considerarla parte del nostro ambiente, non solamente un luogo dove magari vado a fare una settimana di villeggiatura o una settimana bianca d'inverno. Con l'overbooking, l'assalto che c'è stato, immagini veramente impressionanti. Non so, Mirella, se lei ha visto quello che succede nelle poche piste aperte perché la neve non è tanta. L'assalto, la montagna non deve essere considerata solo come un cinema che si va a vedere una volta ogni tanto. La montagna fa parte del nostro ambiente e anche della nostra vita, quindi soprattutto ai giovani dare queste informazioni, entrare nella scuola e mostrare immagini, parlare di questa importanza perché capiscano fin da subito. E bisogna preparare anche gli insegnanti, ovviamente, perché non è che tutti gli insegnanti debbano avere queste conoscenze. Sono d'accordo. Abbiamo Sandra da Padova, professore, se no mi cade la linea, poi continuiamo. Mi scusi, ma sa come funziona? Vai Sandra. Sì. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Le argomentazioni stamattina sono talmente varie e interessanti che sono qua che ascolto. Io volevo un po' uscire dalle argomentazioni di stamattina e parlare della famiglia del bosco, Mirella. Allora, io credo che i bambini sono stati tolti in maniera violenta, ecco questo, perché abbiamo visto tutte le scene quando li hanno prelevati dalla casa, che gridavano, piangevano, è logico, un bambino resta traumatizzato. Detto ciò però,
era un anno che le istituzioni volevano mettersi in contatto con questa famiglia Mirella, che non è in quanto uno non ha il bagno, perché una volta dormivano in 5 o in 10 su una stanza, il bagno era promiscuo, cioè sappiamo tutti, però siamo anche nel 2025, Mirella. Allora io credo che tutte le sta coso mediatico che è venuto fuori, che gli mettono a posto la casa, gli hanno offerto un'altra casa, la mamma che, scusa Mirella, fa yoga, però fa anche in contatto col computer persone che pagano 50 euro solo per mettersi in contatto con lei, per lo spirito, per la salute. Allora qui bisogna mettere le mani, perché sappiamo quanto negative sono queste cose, Mirella, perché le persone un po' depresse, quelle che hanno una malattia, si affidano alle fattucchiere, parliamoci chiaro, e ne abbiamo pieni in Italia, nel mondo, Mirella. Allora bisognerebbe che qualcuno politico, le assistenti sociali, cioè tutto un insieme di persone che sono preposte a queste problematiche, che si dessero da fare, perché il papà non fa niente a parte fare le robe del bosco. Nessuno discute che una famiglia può abitare in un bosco, nessuno discute, però piano, tu devi dare anche una scolarizzazione, devi dare una socialità ai bambini. Socialità vuol dire frequentare altre gente, altre persone, adulti e bambini, non solo quelli che abitano a 500 metri da voi, perché è logico, i bambini si divertono, però devono anche capire. Allora, ho visto un servizio, Mirella, e dopo chiudo, su i bambini che crescono, perché ce ne sono diversi anche all'estero, in questo contesto, che dopo avranno dei problemi psicologici futuri. Grazie Sandra, fammi andare avanti perché ho forato prima, sono in ritardissimo, comunque sei stata molto chiara. Ecco, io direi al Presidente Pittingaro se vuole commentare le parole della nostra. Io dico solo una cosa però, Presidente, e lo dico anche a Sandra: in Italia abbiamo delle regole e tutti le rispettiamo. Allora, se questo casolare non era agibile, non si doveva neppure far entrare la famiglia. Ecco, voi pensate di sbagliare qua, cosa succede? Se i bambini devono andare a scuola, devono andare a scuola. Qualcuno dice, ma i bambini dei Rom non vanno a scuola. Non è così. Ecco, vedete che quante cose leggete sbagliate, penso il Presidente mi darà ragione. Ecco, ci sono dei percorsi che vanno seguiti, poi naturalmente c'è quello che sgarra, è vero, però la situazione è così. In Italia ci sono queste regole, tu non puoi pretendere di venire dall'estero, farti le proprie regole, fare tutto quello che vuoi, ecco, infischiandoli di quello che invece è la realtà, il percorso che devi seguire tu e la tua famiglia. Prego. Io non voglio entrare appunto e non voglio commentare quello che è successo e quello che ha detto la telespettatrice. Io mi limito semplicemente a dire che noi quando incontriamo le famiglie la prima cosa che facciamo è comunque il rispetto dei principi, il rispetto delle regole. Questo è proprio una questione di rispetto, cioè l'educazione si basa sul rispetto. Quindi io credo che al di là appunto che, come diceva anche il direttore della Fenice, quando entra la politica si creano appunto, si gonfiano diciamo dei fenomeni che invece si potrebbero risolvere magari anche in maniera diversa, ma soprattutto lontano dalle telecamere e lontano dai cronisti, quindi diciamo su questo. Quello di cui dobbiamo parlare, e lo facciamo noi anche come associazione, è raccontare le buone pratiche, raccontare le cose belle, le cose buone, le cose che funzionano. Sono quelle le cose dalle quali poi noi impariamo a stare nel mondo, impariamo a fare comunità, a fare relazione. Quindi lasciamo queste cose diciamo e preoccupiamoci invece di valorizzare ciò che è buono, ciò che è bello e ciò che ci fa crescere. Allora, per valorizzare ciò che è bello e ci fa crescere bene, andiamo a vedere questo video meraviglioso che ha portato il professor Secchieri, Volo sulla Marmolada.
Vediamo le immagini. Allora, professore, ci spieghi queste immagini meravigliose che stiamo vedendo, perché questo video, prego. Allora, io annualmente, alla fine dell'estate, utilizzando il mezzo aereo, faccio dei sorvoli sui ghiacciai delle Dolomiti, ma anche dell'Alto Adige, perché recentemente poi ho fatto anche il mio ultimo libro sui ghiacciai dell'Alto Adige. Perché? Per quale motivo? Perché è importante osservare alla fine dell'estate in che condizioni sono le masse gelate sulle nostre montagne. Qua vedete la Marmolada, che è l'emblema, come dicevo prima, dei ghiacciai dolomitici. Vedete quelle strisce bianche? Beh, non è neve, ma sono i teloni che servivano per coprire le piste e conservare la neve nelle piste di discesa. In fondo vedete il lago Fedaia, e questo è il versante settentrionale della Marmolada. Una volta era praticamente un unico ghiacciaio, adesso si è frantumato, si sta frantumando in più parti, e credo che molto prima della fine del secolo questo, se continuano queste condizioni, scomparirà, perché l'ablazione, cioè lo scioglimento della neve, del nevato e del ghiaccio, è molto rapida. Questa, vedete, è la cima della Marmolada, e stiamo perdendo questo fatto che non è solamente estetico. Il ghiacciaio della Marmolada non è solamente bello da vedere, ma, come dicevo prima, è importante perché ci dà le indicazioni sulle condizioni meteoclimatiche, soprattutto sulle variazioni del clima. Una volta si sciava, io da giovane quante volte non ho fatto le discese sul ghiacciaio della Marmolada, adesso non si scia più perché d'estate dico, non si scia più perché non c'è più la neve. Professor Secchieri, però mi sembra che noi facciamo parte del globo, del mondo. Mi sembra che i grandi della Terra, specialmente Trump, non sia molto favorevole a capire e a agire per l'importanza del cambiamento climatico. Ecco, allora come facciamo? Perché sono loro poi che investono e che fanno diventare questo cambiamento climatico sempre meno sostenibile. Prego. Cosa vuole che le dica? Cioè, il cambiamento climatico è un qualche cosa che è evidente. Le ripeto, sono più di 30 anni che è cominciata dalla fine degli anni 80, dopo un breve periodo, 20 anni di crescita, di espansione dei ghiacciai anche piccoli. Comunque da oltre 30 anni, circa 40 anni, sta succedendo questo, e nessuno fino a poco tempo fa se ne preoccupava. Invece bisogna assolutamente prendere delle iniziative, ad esempio per quanto riguarda scusatemi, è un po' il clima influisce anche sulla salute, prendere delle iniziative per risparmiare, accumulare l'acqua, perché sarà uno dei problemi del futuro. L'agricoltura ne risentirà assolutamente in maniera, anzi ne sta risentendo in maniera sostanziale per quanto riguarda questo. Che dopo il politico, per motivi diversi, non ne voglia sapere, non si interessi, non capisca il fatto di quello che sta cambiando, questo io non me lo spiego. Sta di fatto che pare impossibile come spesso la politica sia ignorante, nel senso che non conosce o fa finta o non vuole conoscere questa problematica. Ad esempio l'acqua, facciamo i bacini di espansione. Qua nella pianura una maniera per fare un bacino di espansione è quella di scavare i canali e i fiumi in modo da aumentare la quantità d'acqua che viene contenuta, ma non creda che sia una cosa così semplice. È costosa, d'accordo, ma far capire, cioè costerà anche meno che non costruire una diga in montagna per fare un accumulo di acqua. E poi mi lasci concludere questo discorso anche a noi stessi dobbiamo essere interpreti di questo. Io quando vado, un po' questa scenetta, io vado in bagno a fare la pipì, dopo tiro 6 litri di acqua, quindi questo non è un consumo che si potrebbe evitare, ad esempio, facendo la raccolta nelle acque, invece di fare il rinnovo delle facciate, finanziamo la costruzione di vasche
per la raccolta dell'acqua piovana. In altopiano di Asiago le case di una volta tutte avevano la vasca per l'accumulo dell'acqua. Quindi questo è un aspetto, ad esempio, che dovrebbe essere chiarito e favorito in questo senso, più che la bella facciata della casa. Allora, Pitingaro, come commentiamo le parole? Bisogna iniziare a fare prevenzione, non ce n'è per nessuno, non è che abbiamo tutto questo tempo, ognuno deve fare la propria parte, anche fare la pipì e schiacciare il bottone, dobbiamo pensarci quello che sta dicendo il professor Secchieri, però poi io le farò anche la domanda, la pista da bob, visto che avrà bisogno di tanta acqua, professore, dove andrà a prenderla tutta questa acqua, visto che c'è questa scarsità e che dicono alla nonnina di non dare da bere alle piante o all'orto perché spreca acqua? Ecco, questi sono i segnali della politica. Presidente, allora, prevenzione con i bambini, con le famiglie. Allora, sicuramente anche in questo il rispetto dell'ambiente, la conoscenza di quello che accade nel mondo, di quello che sta succedendo ai ghiacciai, il rispetto del consumo delle risorse idriche è uno degli aspetti che deve passare necessariamente, soprattutto attraverso le scuole. Diciamo, tanto quanto è importante parlare di digitale, altrettanto è importante parlare di risorse naturali, e quelle della montagna, le risorse appunto dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, eccetera, sono tutte, diciamo, come dire, risorse ai quali, diciamo, verso le quali dobbiamo avere un atteggiamento di rispetto, e questo passa attraverso l'educazione dei ragazzi e delle famiglie per poter rispettare quella che è la montagna. Noi lo facciamo nel nostro piccolo quando facciamo le escursioni e cerchiamo appunto di rispettare il posto che abitiamo, dove siamo, dove passeggiamo, perché sappiamo che quello che è un posto che se lo teniamo curato verrà apprezzato da chi verrà dopo di noi, e questo, come dire, rispetto per le nuove generazioni deve essere alla base della nostra educazione. Allora, io ho avuto ospite il dottor De Savognani, che si occupa del Consiglio, proprio a proposito di scuola. Lui ha detto una cosa molto importante. Io vedo questi ragazzi quando arrivano con i loro insegnanti e vedo quelli che hanno gli insegnanti bravi, che hanno delle famiglie brave, dal comportamento che tengono. Allora anche là devo dividere, ci sono quelli bravi e quelli meno bravi. E allora questo fa molto riflettere, fa riflettere su quello che è, ecco, l'accompagnamento anche al percorso climatico che si fa all'interno della scuola, all'interno della famiglia, perché lo dice De Savognani, dice si vede subito dal comportamento che tengono. Allora, quanto lavoro c'è da fare, professor Secchieri? E soprattutto la mia domanda, ma dove andrà a prendere l'acqua alla pista da bob, visto che ce ne vorrà tantissima e che non so cosa succederà quando saranno finite le Olimpiadi, e valeva la pena di spendere tutto questo denaro? Sono così importanti le Olimpiadi per la montagna, professor Secchieri? Ma per l'ambiente della montagna direi di no, ovviamente. Per le casse, per i portafogli di chi invece utilizza la montagna come reddito, direi proprio di sì, perché sentivo qualche giorno fa i prezzi incredibili per una settimana in albergo a Cortina nei periodi, o anche l'affitto di un appartamento, di una casa, una cosa impressionante. Dove andranno a prendere l'acqua? Io le ricordo un fatto che ha dell'incredibile dal punto di vista anche soprattutto economico, oltre che ambientale. Su una pista del Bondone, la settimana scorsa mi pare, siccome non c'era neve, l'hanno portata con l'elicottero, 40 voli di elicottero per rendere sciabile una pista. Quindi si figuri lei i bilanci, perché siccome un elicottero non è che costi poco, volare in elicottero costa moltissimo, 2-4 mila euro l'ora. Allora, per fare innevare una pista con la neve trasportata in elicottero ci vogliono un sacco di soldi. Se quei soldi li spendono, vuol dire che li guadagnano,
e quindi lo sfruttamento della montagna invernale con le piste da sci è un qualche cosa di veramente redditizio, e le Olimpiadi del Cortina credo che ne siano l'esempio più lampante. Questo poi, dove andranno a prendere l'acqua, cosa succederà dopo, eccetera, io francamente non lo so. È vero che fare una pista da bob, c'era già una pista da bob, ma costruirne una vuol dire che si sono spesi dei soldi in più per poterla fare, e quindi quando si spendono dei soldi c'è chi paga, ma anche c'è chi che ci guadagna sopra. Sono progetti, le Olimpiadi sono state progettate, secondo me l'organizzazione è una cosa estremamente complessa, e per cui effettivamente il giro di affari attorno a questo evento deve essere molto, molto grande. È vero anche che le Olimpiadi sono una cosa che storica, nel senso che sono il confronto dello sport a livello mondiale. Non sto mica criticando le Olimpiadi, ma eventualmente tutto ciò che si fa intorno, probabilmente nessuno non avevano anche fatto i conti con quello che sarebbe stato le condizioni meteoclimatiche in questo periodo. Speriamo che nei prossimi giorni nevichi per gli impianti di Cortina. Le previsioni non sono molto allettanti, perché un inverno così come sempre, ma anche questo adesso che ci voleva la neve non ce n'è, oppure ce n'è molto poca. Guardate che la televisione mostra le piste innevate, ma se girate intorno l'occhio un po' attorno alle montagne vedete più prati e boschi sì. non coperti di neve, perché la neve è veramente poca, e questo è un problema, ripeto, che non si fermerà con le Olimpiadi, ma proseguirà anche nell'estate successiva per quanto riguarda il discorso dell'acqua. Vede, professor Secchieri, io sono dell'idea che i politici, quando vengono eletti, pensano di diventare i padroni del mondo. Cioè loro decidono qualsiasi cosa gli venga in mente di fare, e non c'è nessun contrasto. Il problema è che la maggior parte delle volte sono soldi pubblici, di tutti, che vengono impiegati su delle strutture che a noi non interessano, che non ci fanno migliorare la qualità della vita, che non ci danno i servizi, ma guai a parlare, guai a dire loro che è sbagliato quella cosa. Perché non fanno il referendum prima di spendere tutta quella montagna di soldi pubblici e capire se il cittadino è d'accordo, visto che siamo noi che paghiamo? Perché poi, vede, professore, il politico passa e i danni rimangono a noi, siamo noi che paghiamo i danni che ha fatto. Anzi, poi lo premiano anche, trovano sempre delle poltrone importanti, perché non può finire così. Capisce che la popolazione è anche stanca e si domanda: ma dov'è la trasparenza? Dov'è i servizi che a me servono? È questo che io dico, perché penso di parlare a nome delle persone che incontro, che mi dicono: ma cosa sta succedendo, Mirella? Ma dove vanno a trovare tutti questi soldi? Non mi sembra che abbiano avuto tutti questi grandi sponsor, non mi sembra che questi industriali abbiano tirato fuori tutti questi soldi per tenere in piedi Milano Cortina. Da dove vengono fuori tutti questi soldi? Chi pagherà queste infrastrutture dopo che le Olimpiadi saranno terminate? Perché poi si continuerà. Questa perla delle Dolomiti, così la chiamavano, rimarrà una perla o diventerà qualcos'altro, una patacca, dico io, professor Secchieri? Perché se andiamo così, dalla perla diventa una patacca. L'ho già detto, non è che lo dico stamattina, io dico quello che penso, tanto io problemi non ne ho. Se qualcuno dice che sbaglio, lo dico, e dica anche lui la sua. Siamo in democrazia, ognuno può dire quello che vuole. Mirella, vai Mirella da Riese. Ciao Mirella, buongiorno a Geologo e l'altro. Insomma, dico due cose. Guarda, io quando ero piccola, ecco, a scuola mi portavano al teatro Venezia e anche Verona. Alla scuola c'era una gita da fare al mattino o al pomeriggio, insomma là. Adesso non fanno più queste cose qua e c'era da vedere tante belle cose. Dopo parlo del geologo. Allora, 3 giorni fa ho visto Rimini, tutti i lupi fuori, quasi in piazza Dio, Santa Maria Benedetta. In piazza a Rimini, lupi. Ecco, andiamo, e ora io ascolto la televisione di sera tardi,
un geologo aveva detto che per 20 anni le cime di Lavaredo non ci saranno più perché si sgretola tutto. Grazie cara Mirella, grazie della telefonata, fa sempre piacere sentirvi, ognuno può dire quello che pensa. Allora, lei so che deve andare via, ormai siamo in chiusura, come vuole salutare, cosa vuole dire al professor Secchieri e cosa vuole dire alla grande famiglia di Sveglia Veneti? Allora, io intanto ringrazio il professor Secchieri per quello che ha detto e per quello che sta facendo, perché sta facendo un lavoro importantissimo e io spero che abbia occasione di fare divulgazione delle sue conoscenze, perché è importante appunto che le famiglie, i giovani, i ragazzi sappiano dell'importanza delle risorse idriche, delle risorse naturali e da questo e dall'utilizzo di queste risorse dipende il futuro di tante generazioni, quindi è importante. Speriamo che anche la politica insomma faccia la sua parte. Adesso con questa nuova giunta regionale ci sono tanti buoni propositi su vari versanti. Naturalmente noi saremo attenti osservatori e uditori di quello che accadrà e anche noi come associazioni del terzo settore ci aspettiamo di poter avere appunto da parte della regione anche un sostegno e anche diciamo un contributo per poter andare avanti, per poter fare le cose che a noi piace fare a favore delle famiglie. Grazie, veramente grazie al Presidente Pittingaro di essere stato con noi, Serafino Pittingaro, Presidente Associazione Famiglie 2000. Professor Secchieri, lei riesce a rimanere collegato ancora 10 minuti? Perché io adesso dovrei avere il Presidente di Piave Servizi. Siccome abbiamo parlato di acqua, l'importanza dei fiumi, non so se ce la fa rimanere ancora con Mirella 10 minuti, un quarto d'ora? Sì, volentieri. L'unica cosa che dico è però, guardi, che io non sento assolutamente le telefonate. Quindi, poi gliele spiego io, non si preoccupi professore. Ecco, l'importanza è che lei rimanga collegato con Mirella, perché avrei piacere che interloquisse col Presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonnet, perché è un Presidente anche lui che si dà molto da fare, mi farebbe piacere sentire. Grazie allora professor Secchieri, a fra pochissimo, grazie Presidente Pittingaro, andiamo in pubblicità. Presento altri due graditi ospiti. Il professor Secchieri è rimasto con noi, Franco Secchieri, geologo glaciologo, perché interloquirà, e io ho piacere, con Alessandro Bonnet, Presidente Piave Servizi, Fondo Acqua per Te, così capiremo anche quanto si sta allargando questo Presidente per far capire l'importanza e conoscere questo bene prezioso che è l'acqua. E saluto e ringrazio anche Gianni Donadel, informatico, perché presenteremo questa mattina la rubrica che partirà il sabato dalle 11:10 alle 11:15 per cercare di stare attenti alle truffe online, alle truffe col cellulare, perché purtroppo molti diversamente giovani, anche giovani, ma più i diversamente giovani, non riescono ad operare questo strumento che è il cellulare, non sanno, hanno paura e poi agiscono in maniera completamente sbagliata e fanno del male a se stessi e alle loro famiglie. Grazie Donadel. Allora, sentiamo Alessandro Bonnet, abbiamo collegato Franco Secchieri, geologo glaciologo, cosa vuole dire? So che ha portato questo libro, lo faccio vedere, Piave Servizi SPA, eccolo qua, lo presentiamo anche questa mattina. Prego Presidente. Intanto grazie Mirella, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno anche al professore. E questo è il libro per i 20 anni dell'attività di Piave Servizi, è un libro che già nella copertina ha la sua mission, cioè la trasparenza dell'acqua. Noi vogliamo essere quello che è un'arma che hanno i cittadini per rassicurare il proprio futuro. L'acqua è un bene primario, noi lavoriamo, la nostra mission non è quella di fare profitti, non è quella di farci pubblicità, la nostra mission è quella di garantire a tutti i nostri cittadini un'acqua che sia accessibile, che sia sicura e che sia anche economica. Ecco, professor Secchieri, ecco, cosa vorrebbe dire a questo Presidente che sta facendo la sua battaglia proprio per far capire l'importanza dell'acqua? Noi qui dice nel nostro territorio a Treviso abbiamo una buonissima acqua, cercare di fermare lo spreco dell'acqua. Prego professor Secchieri.
Vede, l'acqua, a parte che volevo presentarle anche il mio Eccolo ultimo qua. libro, Clima e ghiacciai, Carlo Dolomiti, visto che stiamo parlando di libri, dove ho raccolto le immagini degli ultimi 40 anni, i confronti fotografici con i ghiacciai di 40 anni fa e quelli di adesso. L'acqua però purtroppo non la possiamo creare, perché l'acqua viene dal cielo. Dove va l'acqua? Da dove viene? Viene dalle nuvole, e quindi non siamo noi che la regoliamo. Il nostro compito è dico subito l'ammirazione e l'approvazione per quello che i consorzi di bonifica stanno facendo, perché anche loro sono effettivamente dei tutori, dei garanti per quanto riguarda la gestione della risorsa idrica. Però dobbiamo fare i conti con l'acqua. Noi siamo cresciuti negli anni, il nostro sviluppo, con una abbondanza di acqua questo fatto non ci dava preoccupazioni, nel senso che fino a qualche anno fa nessuno si è mai preoccupato del fatto che l'acqua potesse mancare. Adesso invece questo sta succedendo, quindi i consorzi, ovviamente altre organizzazioni, parlo da scuola, ma devono interloquire anche con la politica per progettare. Il politico non è in grado di progettare un impianto di irrigazione, che so io, oppure una diga, quel che è, però deve capire l'importanza di queste cose, deve capire l'importanza della gestione dell'acqua e soprattutto di chi la fa materialmente anche. Quindi una attenzione particolare per questo. E per quanto riguarda la montagna, poi ovviamente l'acqua non è solamente, anzi là è neve. Come si forma un ghiacciaio? Voi sapete che dipende dalla quantità di neve che cade d'inverno e dalla quantità di neve e ghiaccio che si scioglie d'estate. Adesso i bilanci glaciologici cosiddetti sono negativi, perché la neve che cade è molto meno di quella che se ne va, e quindi i ghiacciai si consumano quando non solo la provincia di Treviso, ma ad esempio la Marmolada il ghiacciaio della Marmolada è un attributo. L'acqua che viene da quel ghiacciaio va a finire nei nostri fiumi. Quando quel ghiacciaio non ci sarà più, i nostri fiumi avranno meno acqua. Già adesso il Po e l'Adige nelle stagioni estive vanno in crisi idrica, quindi questo vuol dire che dobbiamo, con chi ha le competenze soprattutto, pensare al nostro futuro e alla risorsa che si sta faccio respirare, professore, con Giulia al telefono, così respira il professore. Povero il mio professore, la faccio parlare tanto questa mattina. Vai Giulia. Mirella cara, ciao, buongiorno a tutti. Allora Mirella, ti volevo ringraziare per le grandi esperienze che porti nella tua trasmissione. Il professore che hai là, che ha spiegato molto bene dell'acqua. E allora volevo dire, Mirella, vedi l'età che ha il professore, che ha un'età che ragiona, e i politici di adesso, Mirella, cosa sanno ragionare? Non hanno fatto i conti con l'acqua, con tutto, e perciò non so come si troveranno, perché potevano adoperare la vecchia pista e la rimettevano un po' a posto, c'era già una pista. Poi Mirella, vengo a conoscenza che sono state portate via 40 marmotte, perché sennò alzavano la terra. E allora Mirella, non è che adesso questa neve che non viene sia la vendetta di quel bosco che hanno rovinato, centenario, e l'habitat degli animali? Perché Mirella, bisogna fare le cose con la testa, ragionando. Dopo, se non c'è l'acqua, se non viene la neve, cosa facciamo? Non hanno ragionato. Invece il professore che ha là con la sua esperienza dell'età che ha, che è una grande esperienza, che faccio anche i complimenti al professore, come ha spiegato. E allora Mirella, soldi non ce ne sono mai per niente, però
per le grandezze Per far volare che gli vogliono elicotteri e fare prendere la neve da un'altra parte per riempire una Sono pista da sci, down come ha nella- spiegato. Grazie cara Giulia, grazie della telefonata, devo andare avanti, come vedi ho tanti ospiti anche questa mattina e poco tempo. Presidente Bonetti, come commentiamo quello che ha detto il professore e anche Giulia? Beh, allora con il professore non possiamo che essere d'accordo. Noi siamo impegnati in tutta una serie di investimenti per fare in modo che quest'acqua, che soffre purtroppo dei momenti di crisi, i nostri dati ci dicono che nel periodo storico, anche nel lungo-medio periodo, l'acqua che cade nel nostro bacino di riferimento è più o meno sempre quella, non ci sono variazioni significative. Che muta invece è l'intensità e la distribuzione nei vari periodi. Gli investimenti di Piave Servizi, che sono tra i 27 e i 30 milioni all'anno, vanno nella direzione di riuscire a gestire meglio l'acqua per fare in modo che non sia sprecata, 2, che possa essere raccolta per garantire un utilizzo che sia sempre costante, perché noi non possiamo permetterci di dire ai cittadini che diamo l'acqua solo quando quest'acqua scende dal cielo. Non possiamo solo dire ai cittadini ne cade meno in determinati periodi e ne cade di più in altri. Noi dobbiamo fare in modo che i nostri cittadini abbiano sempre l'acqua a portata di mano. Quello che il cittadino per contro deve fare, deve capire che dietro al rubinetto ci stanno, come nel nostro caso, 210 dipendenti, 70 ingegneri che programmano, progettano, lavorano, fanno in modo che dal 1° gennaio al 31 dicembre a tutte le ore ci possa essere questo bene, che è il bene primario che esce dal rubinetto, sicuro, perché voglio dire, l'ho già detto ma lo sottolineo, che la nostra acqua viene controllata 1500 volte all'anno, quindi calcolate voi da casa quanti controlli si fanno ogni giorno. Non dappertutto, perché abbiamo i PFAS, anche se qua non gli... direttore, sì, come la storia delle discoteche, da noi però... non capitano, invece è stata una discoteca dove abbiamo avuto morti anche noi. Per fortuna in questo territorio non ci sono, ma si trovano dove si controlla, quindi il fatto che ci siano dei parametri difformi, nel male di avere comunque dei parametri difformi, comunque vuol dire che le analisi si fanno. Sì, ma bisogna fare prevenzione però. Assolutamente sì, quella dobbiamo farla assieme, e la prevenzione si fa oltre che tutelando l'ambiente, anche garantendo un sistema di fonti di approvvigionamento che sia diversificato. Le do un numero: Piave Servizi ha 80 punti di captazione. Questo vuol dire che se per caso un punto di captazione che viene controllato nei numeri che le ho detto prima dovesse per caso anche avere dei problemi, ne abbiamo altri 79 che possono sopperire. Questo è in questa maniera che si fa la prevenzione, si dà la garanzia ai cittadini che quello che bevono è sano. Io do da bere l'acqua del rubinetto a mio figlio, e quindi se anch'io che vedo i dati ogni giorno la do da bere a mio figlio, questa credo sia la migliore garanzia che quello che poi esce dal rubinetto qualcosa di sano. Però io posso anche dirle che ci sono dei condomini dove i rubinetti, tutto il condotto dovrebbero essere cambiati, perché là diventa un problema che l'acqua dopo non è più buona quando esce. Allora, Presidente, dobbiamo anche dirle le cose come stanno. È un tema bisogna che investire in questo. Assolutamente. Ci sono dei condomini che hanno delle tubazioni datate come tutti i condomini. Anche noi quando cominciamo ad avere una certa età abbiamo qualche pezzo che va sostituito. Chi deve intervenire l'anca, chi il ginocchio, chi la caviglia, La stessa cosa anche gli immobili. Ci sono, e lo so perché me l'hanno detto, dei condomini anche nelle nostre città che hanno questo problema, cioè esce l'acqua dal tubo che è magari rossa e quant'altro e deriva dalle tubazioni interne. Proprio per questo abbiamo installato nei vari paesi, nei luoghi, 36 casette dell'acqua che distribuiscono l'acqua a 4 centesimi al litro. Che sono frequentatissime. Che sono frequentatissime e danno l'opportunità di bere un'acqua che sia come dire, controllata, salutare,
e quando esce da quella fontanella vuol dire che è entrata nella sorgente, è sgorgata dalla sorgente di montagna 2 giorni prima al massimo, non è stata magari 6 mesi nei bancali al sole, perché anche questo è un tema sul quale potremmo parlare un pezzo, sulla salubrità di quello che beviamo dalle bottiglie. E a un prezzo che è ragionevole, perché 4 centesimi al litro è più o meno 1/10 di quello che si paga. Sentiamo come commenta il professor Secchieri. Devo chiudere, devo correre perché il tempo è tiranno. Prego, professore. Sì, infatti io tanto la ringrazio di questo, perché adesso dopo devo andarmene. Comunque il discorso anche della qualità dell'acqua, vabbè, non è strettamente nelle capacità, nell'opera di un glaciologo, però io se vado nel supermercato faccio confronti fra 10 anni fa e quest'anno, quanta le scansie, quanto si riempiono di bottiglie d'acqua, per cui se io fossi un industriale che imbottiglia l'acqua e che la vende a €1 al litro, ci sono molte acque che poi dicono che contengono questo, contengono quello, che fanno bene alla salute, fanno rivivere i morti, però la pagano €1 al litro ed è tantino, quindi è vero che pagarla 4 centesimi è una cifra assolutamente sostenibile. Quest'anno chiudo dicendo che è il 60° anniversario, proprio ieri, di un'associazione che io assieme ad altri abbiamo fondato a Rovigo, il CTC Rovigotti, cioè il Centro Turistico Giovanile, e noi a quell'epoca accompagnavamo i ragazzi, eravamo ragazzi anche noi, per le montagne a conoscere i vari ambienti, perché la montagna, ovviamente l'alta montagna non è solamente ghiaccio, ma attorno ai ghiacciai c'è la flora, c'è la fauna, c'è tutto un ambiente particolare che questo cambiamento climatico sta totalmente modificando. Io mi auguro che i consorzi di bonifica continuino a fare questo eccellente lavoro che stanno facendo, e poi per le precipitazioni, per l'acqua, la pioggia che verrà, ci sentiremo più avanti e facciamo gli auguri che quest'estate sia un'estate. Metti caso che non nevichi, professore, metti caso che non nevichi, cosa succederà? Cioè, perché è veramente un bel punto di domanda, se per caso non nevica a Cortina con le Olimpiadi, cosa faremo? Chiuderemo le Olimpiadi? Ma no, questo non credo proprio. Quello che a me interessa è più che altro dovrebbe nevicare più d'inverno e fare meno caldo d'estate, cosa che invece sta succedendo esattamente il contrario, per cui anche quest'anno vedremo se Professore, la fermo un secondo perché voglio vedere le foto dei ghiacciai che ha mandato, poi la lascio veramente, ma voglio vedere queste foto, perché sono foto che devono far riflettere la politica. Vediamo le foto, poi salutiamo il professore. Qui cosa stiamo vedendo, professore? Questa è la Marmolada, il ghiacciaio della Marmolada più di 40 anni fa, quando facevo le mie prime ascensioni. Questa è la sezione di un ghiacciaio del Rosim in Alto Adige che mostra tutti gli strati, e lì bisognerebbe andare a specificare cos'è un ghiacciaio. Questa è, come dicevo prima, il ghiacciaio della Marmolada l'anno scorso. Vedete che ormai sono solamente pezzi di ghiaccio, e questa è la fotografia che ho fatto apposta ieri, la Galaverna. Noi chiamiamo, c'è stata una giornata di nebbia e gelo sulla riva dell'Adige, e questa è l'immagine emblematica di quest'inverno, la bella Galaverna che non si vedeva da un po' di tempo e che è sintomo dell'inverno. Insomma, l'inverno è così. E questa invece è la Marmolada 42 anni fa, quando facevo i miei primi voli, e vedete la differenza. Quello era un ghiacciaio, se la confrontate con quello che adesso sono solamente pezzi di ghiaccio che sono rimasti, e purtroppo quello che la Marmolada resterà così nella memoria delle fotografie. Grazie professor Franchieri, le chiedo scusa se l'ho intrattenuta tanto, ma capisce l'importanza di averla ospite, anche con questi ospiti, con le sue parole. Grazie e buona giornata, professore, speriamo che nevichi, io non so più cosa dire. Giusy, vai Giusy!
Non la sento la Giusy. Allora, Donadel, presentiamo Donadel perché ho poco tempo, perché è qua Gianni Donadel, informatico, perché a breve partiremo con una piccola rubrica per cercare di sventare queste truffe che arrivano nei cellulari, specialmente i diversamente giovani. Ecco, io ci tengo tantissimo a questa meraviglia, a queste creature che abbiamo, che non sanno adoperare i cellulari, che prendono paura, che schiacciano magari sbagliando e poi si ritrovano senza soldi con delle truffe pazzesche. Perciò Gianni Donadel, cosa faremo? Diamo un esempio? Sì, il titolo potrebbe essere Vita digitale, utilizzo della tecnologia in modo consapevole. La sua idea giustamente è quella di fare formazione, però non solo sui diversamente giovani, che lei so che non ama gli acronimi, però noi saremmo, io compreso, i baby boomer. I baby boomer sono i nati fra il 46 e il 64, figli del boom economico, adesso hanno tolto il nome baby, è rimasto boomer, che ha un significato un po' quasi dispregiativo, cioè sei un anziano che non sa usare la tecnologia, però non dovrebbe essere rivolto solo agli anziani, perché anche i giovani ne hanno bisogno. I giovani spesso sono degli, conoscono, sanno utilizzare, hanno manualità sull'uso dello strumento, ma non ne conoscono i pericoli che possono, come diceva prima, incorrere sia con loro stessi sia nel male che possono fare agli altri. Non tanto un esempio, ma un primo consiglio. Fermo, perché abbiamo una telefonata, se no mi cade la linea, poi andiamo con l'esempio. Vai Giusy! Giusy stamattina non riesce a prendere la linea. Prego, Donadel. Stavo dicendo che i giovani sono degli ignoranti funzionali a volte, ovvero sia, io leggo la parola ma non ne conosco il significato, ho questo strumento ma non so che danni possa fare. In ogni caso questo vale per tutti. Una cosa che vedo troppo spesso, in modo esageratamente troppo spesso, è un telefono che non abbia il codice. Io prendo in mano il suo telefono che non ha il codice, quindi entro dentro nella sua vita digitale, nella vita digitale di quella persona, perché vedo le foto, vedo i messaggi WhatsApp, leggo le mail, magari negli appunti trovo delle password, vedo i contatti telefonici, quindi la prima cosa da fare, il minimo sindacale, è il cosa è inserire un codice di blocco sul telefono. Il come invece ci facciamo aiutare da una persona di fiducia, perché ogni telefono a seconda del sistema operativo ha modalità diverse. Un numero che non dovrebbe essere l'anno di nascita, perché di solito il minimo sono 4 cifre. Quello che è importante è che quel numero però venga salvato da qualche parte. Mi farebbe piacere sapere quanti a casa di voi hanno il codice sul telefono. Io vorrei proprio sapere. Lei ce l'ha, Presidente, perché lei è attento, anche la regia mi dice, Andrea Basso, che ce l'ha. Ecco, perché è importantissimo questo codice, vero Donadel? Indispensabile. Io ho trovato un telefono, mi è stato consegnato, l'abbiamo portato dai carabinieri, ma dentro c'è la nostra vita digitale, ci sono i luoghi, quando vado in vacanza, cioè è una cosa, diciamo, quindi il numero però una volta settato va salvato, non dentro magari la cover qua dietro, a casa, se perdo il telefono il numero è a casa, perché attenzione, se perdiamo quel numero di questo apparato possiamo usarlo per pezzi di ricambio. Io le posso assicurare che ho fatto questo test al Banco Solidale, quelli che avevano, nessuno aveva il codice. Non va bene, non va bene, e attenzione, dopo il codice del telefono, che per ripeto, salvarlo in modo sicuro, darlo a un familiare, segnati questo numero che se lo perdo me lo ridai, perché altrimenti, ripeto, di questo apparato qua lo possiamo usare per pezzi di ricambio. Nel famoso attentato di Boston l'FBI non è riuscita a farsi dare lo sblocco dalla Apple perché quel telefono era bloccato da un codice, quindi è impossibile entrare nell'apparato. Invece la SIM avrebbe il PIN e anche il PIN va attivato, perché se io prendo il suo telefono, il suo che ha il codice, ma non ha il PIN sulla SIM, lo metto sul mio e gli consumo il credito. Magari solo il credito perché è una prepagata, ma poi c'è una ricarica automatica, quindi posso fare un danno economico. In questo caso il PIN, se lo perdo, poi c'è
PUC, c'è un altro codice di sblocco, posso andare dal gestore. Guarda Donatella, ho capito che deve venire a informare, perché pim pum pan a casa veramente Sì, io di queste cose ci siamo già persi. Vero. Come vede, lo dice anche il Presidente. Giusy, ci sei finalmente? Giusy? Niente, questa mattina non riesce a prendere la linea Giusy. Allora, Presidente, cosa dici in merito a quello che ha sentito? Siamo passati dalla neve al digitale, ma penso che siano cose utilissime. Sì, la trade union tra tutte queste informazioni è il servizio pubblico che tu fai e quindi informiamo i cittadini di questo. Mi allaccio al discorso del digitale. Piave Servizi lavora col digitale. Abbiamo presentato proprio qua da te qualche tempo fa il servizio Acqua Alert. Chi entra nel sito di Piave Servizi dà i propri dati di utente volontariamente e ha direttamente nel telefonino, attraverso un semplice messaggio, tutte le informazioni relativamente alle eventuali interruzioni. Faccio un esempio: siamo a San Biagio di Callalta, in via Prati, e inserisco via Prati, e tutte le volte che ho un'interruzione, speriamo poco, speriamo raramente, speriamo mai, mi arriva un messaggino e mi dice: attenzione, c'è un'interruzione, l'intervento dovrebbe durare 2 ore, così uno si organizza, non si lava i capelli, non inizia magari a lavarsi i capelli, non è il mio caso, ma qualcuno magari potrebbe farlo, esatto, e quant'altro. Per contro manteniamo 6 punti sul territorio dei 39 nostri comuni, perché c'è ancora tutta una fascia di cittadini che preferisce avere il contatto diretto con i funzionari invece di avere un contatto smartphone, un contatto attraverso tutti i canali digitali. 6 punti di contatto quindi che sono aperti negli orari d'ufficio e che danno la garanzia che chi vuole può ancora parlare con una persona in carne e ossa. Un'altra cosa importante, Presidente, è capire anche nelle scuole, voi vi siete rivolti alle scuole, anche con le famose borracce. Devo dire che le borracce nei ragazzi le vedo molto, un po' meno, sì, anche negli adulti, per carità, però vedo che questo bambino è molto attento, specialmente da piccolo alla borraccia. Io ho la mia borraccia, è vero o sbaglio? Allora, nel 2016, quando mi venne l'idea di portare le borracce in tutti i 39 comuni di Piave Servizi, era una novità e veniva presa come un gioco. L'altro giorno, poche settimane fa, sono entrato in una classe proprio qua vicino al comune di San Biagio di Callalta, col sindaco, eccetera, e ho notato una cosa. Siamo entrati per parlare dei progetti formativi, eccetera, che tutti i banchi, compresa anche la maestra, tutti i banchi di tutti gli studenti, gli scolari, eccetera, aveva una borraccia. Quindi vuol dire che negli ultimi 10 anni è entrata la cultura dell'acqua che viene dal rubinetto e che viene, appunto, questa borraccia serve se non altro per eliminare tutte quante le bottiglie che vengono usate e poi gettate nei rifiuti. Le do un numero: se noi distribuiamo 35.000 litri al giorno attraverso solo le casette che parlavamo prima, più o meno, vuol dire 35.000 bottiglie di plastica di meno che ogni anno, e siamo piccoli perché non siamo New York, non siamo Washington, siamo però anche noi nel nostro territorio facciamo la nostra parte. 35.000 bottiglie. Donatella, terminiamo l'esempio che voleva fare prima. Ma l'esempio lo facciamo la prossima volta. Rimanendo sulla tecnologia, sento spesso dire a me non mi interessa, non voglio usarlo, non voglio affrontarla. Se non la affrontiamo sarà lei che affronta noi. In quel caso appunto di Montegrotto, che arriviamo un mattino alla fermata dell'autobus e non troviamo più gli orari e al posto degli orari troviamo un QR code. E a questo punto cosa ci facciamo? È un grosso vantaggio il digitale per il gestore, perché se deve cambiare gli orari non deve passare a sostituirli in tutte le fermate, le cambia in sede e chi inquadra quel codice raggiunge l'orario, ma chi non ha lo strumento o non sa utilizzarlo ne rimane fuori. Per cui dobbiamo conoscere, dobbiamo informarci, non possiamo dire non è un mio problema, è un mio problema perché la tecnologia sta
arrivando a una velocità esagerata, troppo veloce, e non possiamo rallentarla, non vale neanche la pena. Ma lo sa che una signora ha vinto proprio questa causa perché appunto non trovava più gli orari dell'autobus, ha fatto ricorso. Carla. Ecco, 88 anni. 88 Però anni. una goccia capite? sul mare, una goccia sul mare. Però ha capito l'importanza anche di dare questi messaggi perché sono ancora vivi e hanno tutto il diritto di crescere anche loro digitalmente, perché non l'hanno fatto. E non è difficile, non è noi in altre realtà d'Europa, in altri stati invece adoperano questi strumenti perché gliel'hanno insegnato. Noi abbiamo dato la carta di credito, vai subito, e non sapevo neanche cos'era, abituati, cioè capite che qualcosa dobbiamo pur fare, perché lui dice, Donadel dice i giovani, sì, ma io ci tengo molto di più ai diversamente giovani perché sono quelli che non hanno così tanto tempo da aspettare di imparare, perciò cerchiamo di parare con loro prima, poi andremo anche dagli altri, ma prima con loro perché sono vivi e hanno diritto di essere intrigati. Come ci saluta Donadel? Velocissimo? Allora ci vediamo sabato prossimo. Vedremo, sì, sabato, vi dirò anche che ora tutto, la mettiamo in piedi, poi la proporremo. Presidente, come ci saluta? Con quale messaggio? Con quali numeri? Vi saluto col numero con la proposta, quella che ci eravamo detti all'inizio, del Fondo Acqua per Te. Un fondo che è stato istituito per chi ha delle perdite occulte. Cosa vuol dire? Quando il tubo dell'acqua si rompe all'interno della tua proprietà. Ci sono purtroppo realtà in cui i tubi si rompono magari all'interno del giardino, ci si accorge dopo 3 mesi e i conti vanno su a svariate migliaia di euro. Attraverso l'adesione al fondo che abbiamo istituito, che si chiama Acqua per Te, con 6 euro all'anno assicuriamo queste perdite qua. Quindi vuol dire che non pago tutte quelle migliaia di euro che dovrei pagare per rotture che purtroppo succedono perché la tubazione è vecchia, perché per svariati motivi. Adesione volontaria al fondo Acqua per Te. Dove si trova, come si fa per conoscere? Nei nostri 6 uffici che abbiamo in giro al territorio, attraverso il sito internet, compilando il modulo. Chi è più digitalizzato lo può fare attraverso il sito internet, chi invece non vuole viene nei nostri uffici. Perché, come siete dico aperti sempre, quando e a che ora? Dobbiamo spiegare, tutti i giorni, tutte le mattine, dalle 9 a mezzogiorno e mezzo, e anche il pomeriggio. E in ogni caso, soprattutto nei servizi, negli uffici quelli che sono per esempio Oderzo, Marcon eccetera, poi ognuno ha il proprio orario e quindi è bene consultare o andare direttamente sulla porta per chi vuole o consultare il sito. La tecnologia deve essere al nostro servizio, non dobbiamo essere noi al servizio della nostra tecnologia. Ecco, allora con quale saluto ci lascia? Ecco, l'invito che fa a queste persone a casa? Sì, l'invito che faccio a tutti veramente è di aderire al Fondo Acqua per Te. Sono 6 euro all'anno, che vuol dire 50 centesimi al mese, e assicura tutti contro le perdite occulte, perché quando succede poi è tardi. Quando mi accorgo che il tubo si è rotto magari nel giardino o sotto il marciapiede di casa, mi accorgo dopo 6 mesi, quando mi arriva una bolletta magari a 2, 3, 4 mila euro. Vede perché l'ho fatta parlare? Perché io sapevo che alla fine uno si chiedeva ma quanto costa, che lei non l'aveva detto, invece avete sentito che con 6 euro mi sembra 6 euro all'anno, ecco, potete avere questo fondo che è molto importante. Perciò io ringrazio Alessandro Bonnet, Presidente Piave Servizi, che è stato con noi, Fondo Acqua per Te. State attenti perché è molto importante quello che ha detto. Ringrazio ancora Gianni Donadel, informatico. Cercheremo di parare, ecco, queste truffe online e anche sui cellulari che purtroppo sono all'ordine del giorno e non ne possiamo più, specialmente i diversamente giovani. Aspettate che imparerete anche voi qualcosa. Grazie. Adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Che ti piacciono tanto e tuo fratello ti segue. Ciao mammina, eccoti qua. Ciao, voi siete ok. Tu hai 4 bimbi, vero? Sì. Quanti anni? 14, 8, 7 e 5, questo più piccolo. Bene. Tu non
sai che oggi c'è una sorpresa per te? Che la Mirella ha pensato anche ai tuoi bimbi, che sono 4. Sì, cara mia, sai che noi pensiamo sempre a voi. Questa è una signora che è tanti anni che viene al Banco Solidale. Ha 4 ragazzi minorenni. Quanti anni? 14, 8, 7 e 5. Il più piccolo, che noi abbiamo visto, lo sbirulino, ha un problema. Che problema ha il bimbo? È nato senza ozigomi, le ossa al viso. È nato senza le ossa al viso? Sì, e la mandibola è un po' più indietro. E perciò ha bisogno di essere curato e di essere aiutato questo bimbo. Però lavora solo tuo marito, tu non lavori, ed è faticoso tirare avanti, se no non sarebbero qui al Banco Solidale. Però lei è una buona mamma, è una mamma che segue anche molto i suoi bambini, i suoi ragazzi, ed è giusto aiutare queste mamme che sono in forte difficoltà. Cos'è per te il Banco Solidale, mammina? È un aiuto in più, diciamo. E quanto importante è avere un Banco Solidale? Tanto, perché diciamo ce la facciamo a dare da mangiare ai bambini, ma qua si dà un po' di più quando ti manca. Diciamo non arrivi con gli stipendi fino alla fine non ci arrivi. Del mese, perché ci sono le bollette, la scuola, l'asilo. Ascolta, io so che tu mi hai fatto una richiesta per tuo figlio, quello più grandino. Vuoi le scarpe? Perché eri senza scarpe, giusto? Sì, sì. E allora ti dico, sono arrivate anche le scarpe che adesso prenderò. Ti piacciono? Sì. Sono belle? Sì. Nuove? Allora provale che vediamo se abbiamo indovinato la misura. Ringraziamo questa signora che ha portato queste bellissime scarpe nuove per questo ragazzo che non poteva permettersi le scarpe perché, come avete sentito, la mamma è dura con 4 ragazzi, è un stipendio solo che entra. Però bene, tesoro? Prova a venire in piedi. No, perché loro pure sono nuove, vanno sempre bene, ma io controllo. Vieni in piedi. Proviamo. Wow, batti il 5. Che fondo! Sei contento? Sì. Cosa vuoi dire a questa signora? Grazie per le scarpe. Allora, e non è finita qua, mamma. Ecco qua, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Eccolo qua. Sei emozionata? Sì, tanto. È un bel regalo. Sì, grazie. Voi dovete sapere che lei ha perso la mamma pochi giorni fa, perciò pensate anche quanto dura è per lei. Ecco, però c'è questa famiglia che ti aiuta. Un bel regalo di Natale. È un bel regalo di Natale, vero? Grazie mille. Ascolta, allora io penso che ti serviva tanto perché, come hai detto tu, sono sempre tante cose da pagare e questo è veramente un aiuto concreto che la grande famiglia di Rete Veneta alle famiglie in difficoltà, alle brave famiglie e soprattutto alle brave mamme che aiutano. Allora adesso facciamo la borsa della spesa. Legumi. Allora qua. Anche quello sono tanti in famiglia. Ecco qua. Biscotti, aspetta. Allora io ti dico ciao, ci vediamo la prossima settimana e su col morale, va bene? Ciao carissimo, ciao. Ciao. Sei contento? Sì. Cosa mi fai vedere? Quello che hai fatto a scuola? Che bella! Cos'è? Una candela. Una candela bellissima, l'avete fatto a scuola? Oh, che bravo che sei stato, guardate che bella che è. Guardate cosa ha fatto il nostro sbirulino. Ma sei proprio bravo, complimenti. Io
ringrazio questa grandissima famiglia. È Natale, è dicembre, pensate quante persone io devo aiutare, però grazie a voi ce la farò anche quest'anno. Ciao.